La posta di Mirella questa mattina la faremo con due graditissimi ospiti, perché penso che loro di posta ne ricevono tantissima. La mia è una minima parte, minimissima, ma loro invece di posta, di persone, di problemi, di situazioni no gravi di più, tutti i giorni. Allora io saluto veramente Sara Pasqualin, segretario generale CGIL di Treviso, grazie segretario di essere qui, la ringrazio veramente, e Deborah Marcon, segretario generale del SUNIA Treviso. Perciò parleremo di lavoro, di casa, parleremo di sensibilità, parleremo di razzismo, parleremo di tante cose che coinvolgono anche voi. Ve lo dico tutte le mattine. Siete voi che dovete fare, ognuno di noi, quel passo in più per capire cos'è l'accoglienza, chi si deve aiutare, chi non si deve aiutare, chi ha bisogno immediato di una risposta, chi può aspettare, chi delinque, si comporta male e dobbiamo isolarli, perché così non si può andare avanti. Io so che avendo aiutato queste persone, questi ragazzi, sono nel mirino di qualcuno che dice: hai visto, hai voluto aiutarli, hai visto chi sono? No, non sono chi sono, tanto ce n'è uno e l'ho isolato, ho cercato di isolarlo perché sta facendo del male a tutti, anche a me. Ha detto delle falsità con quel video che è diventato virale, che non ha mangiato, che non gli ho dato da mangiare. Certo che quello che vedete gliel'ho dato io, perché ho detto: questi qua fanno colazione, decidono pranzo o cena, magari nella via di mezzo, se vogliono avere qualcosa, un biscotto, qualcosina, del pane. Ho pensato come si fa tutti quando noi facciamo la mezza pensione, no? È venuto fuori il disastro. Perché questo bulletto, capetto, quello che vuole cercare di diventare, ha sbagliato tutto con Mirella. Perché io non mi fermerò e cercherò di isolare le mele marce da quelle buone. Però quelle buone cosa succede? Ascoltate bene, che non sanno l'italiano, perciò si devono affidare a qualcuno, non hanno nessuno, sono terrorizzati, impauriti, sfruttati. Avete sentito che vi ho raccontato che non danno neanche l'acqua? E soprattutto nell'agricoltura non è previsto il cibo, mi hanno detto, l'ha detto anche il ragazzo che ha avuto ospite di San Patrignano, che è vero quello che mi raccontano. Allora io volevo sapere se questa storia è vera e partirei proprio con la segretaria Sara Pasqualin. Allora, quello che mi hanno raccontato è vero, non è vero? Bisogna iniziare a scremare, a vedere chi si è comportato bene, chi ha voglia di integrarsi, perché se continuiamo a sparare nel mucchio, che sono tutti delinquenti, scusate, ma capite che ho il cellulare acceso, cioè non ne veniamo fuori. Cosa dice il segretario? Come si può unire le forze? Io in una settimana, nessuno mi ha chiamato dicendo magari hai bisogno, una settimana più, hai bisogno di qualcosa, non so, il trasporto, perché a Monastero so anch'io, che è lontano, perché qua a Treviso era tutto occupato, mi hanno detto, perciò l'unico albergo, anzi che ringrazio il presidente Giovanni Kerr, che ha messo a disposizione questa struttura, anche con un prezzo veramente buono, devo dire la verità, perché ha capito l'importanza. Lui è un imprenditore, bisogna capire chi ha voglia di aiutare, perché così non andiamo da nessuna parte. Se facciamo tutti i cattivi, questi che vogliono lavorare, e tutti i buoni, gli imprenditori, non ne veniamo fuori. C'è una via di mezzo. Cosa dice il segretario? Beh, la situazione è complicata perché è cambiato proprio anche il nostro territorio negli ultimi anni. Noi abbiamo un afflusso di persone che arrivano e arrivano perché abbiamo bisogno, perché poi si può dire quello che si vuole, ma se si parla con la gente, con le aziende hanno bisogno di lavoratori. E oggi certi lavori, certe tipologie di lavori li fanno principalmente le persone migranti. Quindi da una parte c'è la richiesta di questa manodopera, dall'altra parte c'è una gestione cioè quando uno arriva ha bisogno di una serie di cose, ha bisogno di tutta una serie di documenti, ha bisogno di conoscere la lingua, ha bisogno di imparare un lavoro e ha bisogno di avere anche una casa o un posto dove dormire e un posto che sia a prezzi favorevoli. Noi lo diciamo da tempo, c'è un problema sull'abitare in generale per tutti, dagli italiani ai migranti, per tutti c'è un problema sull'abitare. Non ci sono case a disposizione e non ci sono case a prezzi favorevoli anche a disposizione. E io condivido che c'è questa situazione nella quale c'è una parte di persone che vogliono integrarsi, che vogliono imparare un lavoro, che vogliono imparare una lingua, che hanno una prospettiva per il futuro nel nostro territorio. C'è una parte che gli conviene tenerli ai margini, gli conviene lasciarli per strada a dormire, gli conviene sfruttarli da un punto di vista lavorativo, quindi
sono questi famosi caporali, noi utilizziamo questo termine, ci sembra sempre distante, in un altro paese, in un'altra regione. In realtà esistono qui nel nostro territorio, sono capetti che sfruttano le persone sono migranti come loro, gli promettono questi lavori, li fanno pagare poco, li tengono in schiavitù. Esiste questa situazione. Io convengo che bisogna dividere quelli che vogliono integrarsi con quelli che invece vogliono solo approfittare di determinate situazioni e portare magari il nostro territorio in una condizione di non legalità, di irregolarità, di sfruttamento e quant'altro. Dobbiamo lavorare su questo, ma per lavorare su questo bisogna che ciascuno faccia il suo. Noi come la CGIL lo abbiamo anche detto. Cioè non si può da una parte pensare che il problema si risolva da solo, nel senso che oggi abbiamo una situazione di emergenza, ma di emergenza strutturata, non è un'emergenza perché oggi abbiamo una persona che dorme per strada perché non ha lo stipendio, perché è in difficoltà. Noi abbiamo tante persone che dormono per strada e se andiamo a parlare con loro ci sono lavoratori, poi c'è gente disadattata socialmente, poi ci sono anche magari italiani che hanno avuto problemi di difficoltà, magari hanno perso il lavoro, sono in difficoltà, si sono separati, cioè c'è tutta una situazione che va ascoltata in primis. Noi dobbiamo parlare con queste persone. Allora, sentiamo invece Deborah Marcon che si occupa di casa. Cosa sta succedendo? Siccome dicono che Mirella cerca di aiutare queste persone che sono di colore, perché devo anche dirlo, no? Il colore dà fastidio a qualcuno di noi qua, siamo profondo nord, altro che profondo sud. Però io lo dico. Invece ho trovato una donna, ho fatto anche la segnalazione naturalmente, una nostra, come chi dice nostra, che non so il percorso e il vissuto che ha. Certo che devo aiutarla. Questa donna non può dormire da sola in macchina perché ha perso tutto, non ha più niente, solo questo animale con lei, questo cagnolino. Però è terrorizzata, spaventata, ha paura, la paura di farsi vedere. Cioè, si mi vede, mi conosce, come fa a me? Cioè la paura, a mio avviso, Deborah, supera il buon senso, che devi dire a questo punto devo chiedere aiuto. Io non posso trovarla su una zona di Treviso completamente abbandonata, al buio da sola, lei mi ha chiamato alle 10 di sera, cosa faccio? Il rimorso io ce l'ho, la lascio là, se è vero, non sono andata a vedere, in effetti è vero. Allora, e cosa faccio? E come faccio a prendermi in carico una cosa del genere? Un conto è dare una settimana di vacanza, 10 giorni, grazie a questi due, un imprenditore e un'imprenditrice che ha messo a disposizione, perciò sono in vacanza, sono soldi loro, io faccio da tramite. Ma come faccio a prendermi in carico una cosa del genere? Cioè se la metto in albergo, chi ha il coraggio poi di mandarla via dall'albergo finché la burocrazia, le carte, tutti i documenti non sono in regola, esce la casa, un aiuto? Come faccio? Però la mia domanda è, ma abbiamo anche per strutture per donne solo che subiscono violenza oppure possono anche essere accettati in casi estremi come questo in una struttura? E soprattutto il terrore di farsi vedere, ecco questo ce l'abbiamo nel DNA, mi vergogno, ma se sei presa, cioè devo trovarti con una coltellata e che ti vada bene, forse riesco a portarti all'ospedale prima di salvarti perché hai paura di farti vedere. Cosa sta succedendo? Anche a noi donne, dopotutto trovare questa donna di notte che dorme da sola su quei posti, che si sposta perché ha paura di tutto. Tutti mi conoscono, tutti mi conoscono, però te mi cazzo amica, cosa fa? Cos'è la casa per una donna del genere? Come si può trovare una soluzione, Deborah Marcon? Allora, secondo me bisogna, fra virgolette, vedere un attimo più dall'alto, nel senso che ovviamente la donna sola è quella che balza gli occhi, però la stessa vergogna, lo stesso pudore, la stessa idea, ma ce la posso fare comunque e ce la devo fare comunque da sola senza chiedere aiuto, ce l'abbiamo in realtà un po' tutti. Nel senso che purtroppo capita spesso che la gente venga ai nostri sportelli quando ormai è tardi, perché hanno cercato di arrangiarsi da soli, perché pensavano di non essere proprio loro a essere quelli che dovevano chiedere una mano, erano loro che in fin dei conti è soltanto passeggero, ce la posso fare, poi alla fine tutto crolla e le opzioni sono due.
o in quel momento accetto che devo provare a guardarmi attorno, provare a chiedere agli altri e quindi però anche espormi, perché se io chiedo aiuto effettivamente la gente me vede. Quello è il problema grosso, e nel momento in cui lo decido di fare può essere che sono ancora in tempo per ricevere un aiuto e allora a quel punto, a seconda dei casi, possiamo dare una mano come sindacati, possono dare una mano i servizi sociali, possono dare una mano alle associazioni, però potrebbe anche essere troppo tardi o essere la città o la persona interpellata in una situazione tale in cui alternative non ci sono immediatamente disponibili, nel senso che noi abbiamo urlato alla crisi molto prima del Covid, perché vedevamo che c'erano delle sacche di persone fragili che avrebbero avuto bisogno di aiuto, oppure che avevano bisogno di aiuto però ancora non si erano esposte. Purtroppo, con il fatto che la vulgata era comunque, la maggior parte della gente va bene, non ci si è attrezzati, quindi si è lasciato tutto in mano al mercato, si è lasciato tutto quanto in mano alla buona fede, eccetera eccetera. Quindi nel momento in cui i problemi sono esplosi, fisicamente le case popolari sono poche. Mettiamo anche caso che io riesco a metterle tutte quante a posto, non sono sufficienti per il fabbisogno, perché adesso, come dicevi tra l'altro prima te, tra chi non ha una casa ci sono anche lavoratori. Certo. Io ho trovato un lavoratore che è venuto allucinato a chiedermi perché non capiva neanche lui com'era in quella situazione. Era un saldatore, prendeva più di 2000 e passa euro, cioè un ottimo stipendio, non riusciva a trovare un appartamento per sé e la moglie. Confermo quello che dice Monica Marcon, perché anch'io sono stata avvicinata da uno di questi diversi, come li chiamate voi. Ha detto: io non voglio essere sulle spalle di nessuno, io ho un lavoro, voglio pagare un affitto, ma non trovo casa e devo dormire per terra e per strada, nessuno mi dà una casa. Capite che c'è qualcosa che non torna? Allora, segretario, o bisogna fare una legge nuova o bisogna applicare le leggi che ci sono, no, perché a questo punto io non riesco mica a capire, non è il mio, cioè io non è il mio tema, non lo conosco, sto cercando di capire come muovermi più che altro per non farmi del male, che già è successo da questa persona, ma sono contenta perché così sappiamo chi è e cosa sta facendo, perché 10 anni che è qua, vive con la Naspi, in 10 anni penso che, ma non può accusare e dire falsità perché lui vuole diventare il numero uno, cioè ha sbagliato proprio il numero come. Ma quello che voglio capire è, queste persone qua non possono continuare a vivere così, perché la Naspi la paghiamo noi, E questo, se vuole integrarsi, è un discorso, ma che con la Naspi riesca a fare anche una vita che vuole lui, perché lui non vuole cambiare, come ha detto quel ragazzo che ho avuto ospite, non vuole cambiare, lui sta bene così, però sta facendo del male a tutta la comunità, sta facendo del male a tutti i suoi compagni. E quando io ho visto questi, e qua voglio che lei mi spieghi, questi contratti, 2 ore, 3 euro, pagati miseramente, ma sono contratti. E poi la gente a casa, per questo piacere che sia venuta, pensa che siete voi che fate questi contratti. Ecco, dobbiamo spiegarlo, perché veramente noi sentiamo sempre CGIL, CISL, specialmente CGIL, ma che contratti avete fatto? Perché nessuno sa niente di queste cose. Dobbiamo spiegarlo alla popolazione, perché la popolazione, non tutti vanno su internet, si informano, però ha diritto anche l'ottantenne, visto che paga le tasse, a capire come gira, come sono questi soldi, a chi li diamo. Se uno non ha voglia di lavorare ci marcia su questo, anche no, Prego segretario, spieghi i contratti fantasma, come chiama Mirella. L'argomento è bello tosto, nel senso che c'è il problema oggi in Italia dei contratti di lavoro. Noi abbiamo tutta una serie di contratti che esistono, tanto che anche come CGIL, CISL, UIL, ho perso il microfono nel frattempo. E adesso lo rimettiamo noi. Scusate. No, tranquilla. Ecco qua. Tanto che come CGIL, CISL e UIL noi stiamo cercando da tempo
Parla. Stiamo cercando da tempo di dire bisogna fare pulizia. Per noi pulizia vuol dire semplifichiamo i contratti, applichiamo quelli che sono legittimi, nel senso che hanno un percorso con i 3 sindacati più rappresentativi d'Italia, e cancelliamo tutta la frammentazione che c'è sotto di contratti firmati. Oggi in Italia, lo diciamo ogni volta, 1, 2, 3 persone che si mettono assieme possono fare un sindacato. Sentite? E possono firmare una frammentazione di un contratto in un'applicazione su determinati settori. Cosa succede? Che abbiamo contratti che vengono pagati 3,50 € all'ora e sono legali per come funziona oggi in Italia. In Italia bisogna fare pulizia. È una cosa che noi non facciamo mai, non la affrontiamo perché non vogliamo affrontare questo problema. Perché se oggi noi facessimo pulizia dei contratti, mettessimo delle norme di sicurezza, mettessimo dei controlli per quelli che devono applicare quei contratti, probabilmente i soldi dei cittadini verrebbero utilizzati nel modo più corretto, cioè a disposizione dei cittadini, perché io capisco benissimo il lavoratore dipendente che arriva da noi tutti i giorni e che mi dice questa è la mia busta paga, queste sono le tasse che lascio giù. Oggi la tassazione è altissima, è quasi il 50% della busta paga, il che vuol dire che uno dice quei soldi là dove vengono utilizzati i miei soldi, perché sono soldi dei lavoratori, sono soldi dei pensionati, perché i pensionati oggi pagano anche loro la tassazione sulla pensione. Quei soldi lì dovrebbero essere utilizzati per il bene comune, quindi dovremmo metterli a disposizione dei servizi più efficienti, che possono essere la sanità, e anche di un sistema sociale più efficiente, che ad oggi non c'è. Non c'è perché va bene così, e un po' in Italia questa cosa sta diventando grave, perché ci stiamo mettendo uno contro l'altro, perché quando capitano casi di soggetti che hanno un lavoro, che da una parte non trovano una casa o che dalla parte vengono sfruttati su quel lavoro, c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Le regole, le leggi devono essere fatte per far funzionare il sistema, per far funzionare il paese, non per creare quelli più furbi e quelli più sfigati, passami il termine. No, è così. Perché questa è la situazione. Noi ci troviamo oggi che ci sono lavoratori che lavorano, e lo diciamo da tempo, che se sono in 2 e sono fortunati, hanno una casa e possono mettersi da parte qualcosa, se no non riescono a mettersi da parte nulla. E dall'altra parte abbiamo soggetti che hanno tanto e che non gli mettono a disposizione le case a prezzi favorevoli e quant'altro. Lì non è la persona che fa la differenza, per quanto oggi è il sistema del volontariato che viene incontro a queste esigenze. Deve essere il sistema che trova la modalità di mettere nelle condizioni tutti di fare una vita dignitosa. Noi abbiamo fatto il 1° maggio il lavoro dignitoso. Per noi il lavoro dignitoso vuol dire che tu, lavorando, sei in condizione di affrontare la tua vita, quindi hai da una parte i soldi che ti arrivano, sei ben retribuito nel modo corretto in cui è previsto dai contratti, e soprattutto riesci a metterti da parte qualcosa, riesci a vivere dignitosamente, perché oggi in Italia succede che uno lavora e non mette da parte nulla, rischia di essere sempre a correre dietro a una situazione in cui non riesce a affrontare nessuna cosa, la sua vita non riesce ad affrontarla, nel senso che lavora 8, 9, 10 ore al giorno e si trova che alla sera magari deve rinunciare ad andare fuori a mangiare una pizza con la famiglia, piuttosto che rinunciare a fare qualcosa, oppure a dormire anche per strada. Però, segretario, c'è anche un però. Una volta i nostri grandi imprenditori, che li abbiamo avuto da Piani, Marzotto e tantissimi altri, e lo dico tutte le mattine, si sa che qualcuno anche si sveglia, facevano le case vicino alle fabbriche. Sì. Costruivano le case vicino alle fabbriche. Perché loro avevano capito l'importanza della persona che lavora, del famoso operaio, che deve stare bene in famiglia, che deve lavorare, se sta bene, lavora bene, va bene la fabbrica. Adesso io sabato ho avuto un imprenditore che ci ha messo la faccia perché è riuscito a uscire dal vizio del vino. Sono stato qua e ha dato anche un bellissimo messaggio e gli ho chiesto, di una certa età, la differenza tra gli imprenditori di una volta e gli imprenditori del 2026 qual è? Ah, è facile. Gli imprenditori di una volta erano lungimiranti e capivano l'importanza del lavoratore. Gli imprenditori di oggi sono diventati finanzieri, alta finanza. Questa è stata
la risposta in poche parole che lui mi ha dato. Io ho detto la ringrazio. Capisco che non sono tutti così, che ci sono veramente delle bravissime, la peggior cosa è sparare nel muro. Ma io voglio parlare a quelli, come ho sentito, che non danno l'acqua, che oltre a lavorare nei vigneti dopo devono pulire la villa, devono pulire la piscina. Sì, Cioè, queste cose vanno dette, Mirella le dice. E questo ragazzo di San Patrignano, che era qua seduto, dove è seduta la segretaria Marcon, ha detto: è vero, l'ho provato anch'io. Allora, nell'edilizia è previsto il vitto all'alloggio, scusi, il vitto si mangia. Sì. Nell'agricoltura non è previsto. È vero, segretaria? No, perché non riesco a capire, sai. No. Cioè, la bilancia fa così, da una parte ti do il vitto, perché vediamo in effetti tanti. D'altra parte cos'è? Cioè, proprio sui più deboli, sui più fragili, sono quelli più sfruttati, e là tu chi infierisci? Sono due realtà completamente diverse. Nell'edilizia c'è un certo percorso che ha fatto quel settore, per il quale esistono sì contratti a termine e quant'altro. L'edilizia, per esempio, è il problema degli appalti, dopo semmai ne parliamo, perché sì, lì è proprio un problema di controlli negli appalti. Però l'edilizia ha una sua dignità, nel senso che comunque determinati lavori, a parte che anche lì c'è situazione di nero, di precariato, di sfruttamento e quant'altro, però lì, essendoci più controlli, ci sono delle regole. Io conosco un sacco di ragazzi, poi l'edilizia ad oggi è prettamente frequentata da migranti, perché i nostri non lo fanno più, c'è poco da dire, cioè bisogna dirlo, è difficile trovare un figlio, uno della mia generazione, che fa il muratore. O il saldatore. O il saldatore. È molto più facile trovare un migrante, magari figlio di... Beh, neanche i figli degli albanesi adesso fanno più quel lavoro, perché magari i loro genitori li hanno fatti, però io vedo tanto movimento in altre etnie, in quel settore là. L'agricoltura è un problema, ha delle regole del 1970. L'agricoltura oggi funziona col meccanismo della disoccupazione agricola, che è una cosa diversa rispetto alla NASPI. Poi funziona, perché io l'ho seguita anche come settore, quindi la conosco abbastanza. C'ha tutte queste realtà piccole, frammentate, c'ha questa modalità, si affida per determinati periodi di stagione a prendere ragazzi. I ragazzi non sempre sono ragazzi qua del territorio, a volte arrivano anche da altri paesi, quindi per 15 giorni, adesso passatemi il termine qua, il nostro territorio è un territorio di vino. Nella vendemmia li prendono, li mettono su una caseggiata, ne abbiamo avuti sì, di casi del genere, visti. E lì li fai lavorare 12 ore al giorno, te li gestisce un caporale e l'abbiamo risolta. Questa cosa qui va affrontata nell'ottica dello sviluppo di un territorio. Io sono d'accordo su quello che ha detto l'imprenditore l'altra volta. L'imprenditore aveva non solo la prospettiva del futuro, ma di un mondo migliore per il territorio. Uno si metteva in gioco, aveva più opportunità anche di mettersi in gioco, di creare ricchezza, di creare lavoro, di avere anche un rapporto diretto con i propri dipendenti, perché i dipendenti dovevano avere una casa, dovevano avere l'opportunità di farsi una famiglia, di far crescere i figli. C'era molta attenzione per il dipendente, c'era molta attenzione per quello che il dipendente poteva fare dentro la mia azienda. Crescevano assieme, azienda e lavoratore crescevano assieme in un'ottica di contrattazione, per quello che il sindacato è riuscito a fare grandi cose, perché c'era attenzione da entrambe le parti. E anche in quegli anni lì. E c'era l'unione soprattutto dei lavoratori, la solidarietà, che oggi non c'è. Oggi non c'è perché questo mondo ci porta a essere individualisti, ci porta a vedere il nostro. Finché tutto il giorno tra i giornali e la televisione noi vediamo che quelli che diventano importanti sono persone che fanno soldi facili, è cambiata proprio la mentalità, e in questo cambiamento di mentalità, mi dispiace dirlo, è anche colpa forse dei genitori, di quegli imprenditori, perché non hanno cresciuto la loro seconda generazione. Ci sono eccezioni, nel senso che c'è buona parte degli imprenditori che hanno cresciuto i propri figli, che hanno preso la loro azienda, l'hanno fatta crescere, l'hanno portata a altri livelli. Ma perché noi dobbiamo parlare agli altri. La tecnologia gli ha anche permesso di sviluppare e di fare cose più importanti rispetto a quello che facevano i propri genitori. Ma purtroppo c'è tutta una realtà che vuole i soldi facili e vuole mettersi, come dire, un cappello sopra gli altri, nel senso che
io sono il capo, te devi essere morto di fame che mi domandi aiuto, e se io ti do aiuto sono io che sono bravo perché faccio l'atto di essere... Abbiamo Rinaldo da Venezia. Rinaldo, scusa se ti ho fatto aspettare, ma come senti le parole sia della segretaria Pasqualin che di Deborah Marcon sono importanti, dovete ascoltare bene perché loro hanno la realtà sotto mano, vi dicono la verità. I numeri che danno queste due segretarie sono numeri reali che devono far riflettere. Prima o poi ci sarà questo tavolo che non deve partorire niente o in futuro, ma deve dare risposte immediate, bisogna agire, basta parlare, progetti, non ne posso più di tavoli, 30 tavoli alla fine. Vai Rinaldo! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao! Sono convinto, quello che fa queste signore qua, dovrebbe farlo lo Stato. È colpa se dello Stato. Una volta gli imprenditori, se diventati grandi, ma che gli operare? Le cose a me mi cerca. E quello, uno che ha una fabbrica, senza gli operai, cosa fare? Al capacciolo, anche una carena, è ricca, c'è una carena, Mirella. Se ti farà, come il discorso che non usa case. È lì una casa, c'è 50 anni che non fa case del popolo. E il popolo una volta sul lavoro pagava una casa dell'una casa. Gli faceva le case, chi che aveva diritti gli dava, appunto era capo, gli dava a riscatto. Va bene? Dopo 20 anni, 25, si deve pagare. Il là crea ricchezza, il là crea educazione, perché gli dà lavoro, gli dà quello che ti volevi. Non gli mancava niente, ma devono pure andare a guerra, non avremo neanche gli occhi a piangere. Adesso un figlio giovane è stato a 500.000 e bravi a 800, ma che cosa siamo? Ma anche i genitori? No, non sono i genitori, sono gli altri che devono insegnare i fiori a vivere così. E c'è giusto che uno che ha bisogno domanda cosa fare, uno che ha bisogno vada a domandare. C'è un proverbio che dice un domandon non c'è mai andato in prigione. Basta, uno che ha fame, che ha bisogna che vada. Dateci forte Rinaldo, basta qua non sapevo, un domandone non va mai in prigione. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, comunque grazie per le riflessioni che hai fatto. Deborah Marcon, però il problema a casa è un problema urgente, un problema che deve dare risposte, perché non si può aspettare in eterno. Per fortuna adesso arriva la bella stagione, si sente meno il problema, nel senso, ma col freddo, e poi se piove, tutto quello che... Cosa si potrebbe fare? Perché anche tutte queste case vendute che hanno permesso di vendere queste case che sono state pagate da noi, ecco ce le trovavamo nella busta paga perché questa era la verità e nessuno diceva niente perché sapevi che andava ad aiutare, come diceva la segretaria Pasqualini, la comunità, era per il territorio. Cosa è successo? Tutti questi commissariamenti di questi altri, non si è mai sentito niente. Cioè qua in Italia non paga mai nessuno, paga sempre il disperato, il fragile, il povero can, come che diciamo noi altri, ma gli altri non pagano mai perché tanto si passano e il buco rimane. Ma allora c'è un problema tecnico, nel senso che giustamente come diceva l'ascoltatore da casa, sono anni che non sono più fatte case popolari e anche là relativamente, nel senso che noi stessi a Treviso vediamo che hanno appena finito gli appartamenti di Monigo perché comunque l'iniziativa c'è. Questione però è iniziativa di Ater Treviso che è riuscita a recuperare dei finanziamenti, si è coordinata con tutti i vari soggetti e ha deciso investiamo questi soldi per buttare giù dei caseggiati che non erano più ristrutturabili per fare qualcosa di nuovo e più efficiente, ma è l'iniziativa di Ater Treviso. A livello di iniziative nazionali grosse, nel senso che effettivamente nel giro di relativamente poco tempo sono riusciti a fornire un sacco di case e a metterle a disposizione, fondamentalmente l'ultimo è il piano Fanfani, esatto. Quindi stiamo parlando degli anni 70. Ovviamente adesso l'emergenza è tale per cui io non riuscirei neanche ad aspettare quel poco tempo, mettendo anche caso che io riesco a fare case con la stessa velocità dell'epoca, che non è più possibile, però se anche fossi in grado e anche avessi tutti quei soldi, aspettare il tempo della costruzione reale diventa un problema. Ciò vuol dire che non lo devo fare? Secondo me no.
perché adesso, come dicevamo prima, i problemi sono anche della classe media, perché il mercato non riesce a dare risposte a tutte quelle classi di lavoratori che pur lavorando non riescono a permettersi un'abitazione nel mercato libero. Quindi comunque servono. Poi però nel frattempo cosa si fa? Le opzioni sono tante, ci sono un sacco di case vuote, case private. Ora, l'importante sarebbe mettere tutti davanti a un tavolo, tutti, intendo anche inclusi i sindacati degli inquilini e dei piccoli proprietari, che veniamo sempre dimenticati, mentre abbiamo la possibilità di parlare agli inquilini e ai piccoli proprietari e di trasmettere quello che può servire ad un inquilino per sentirsi garantito e a un piccolo proprietario per sentirsi garantito. Nel momento in cui il piccolo proprietario dice io avrei questa casa da poter mettere in circolo, ma ho questo problema, ho questa paura, nel momento in cui il sindacato proprietari mi fa una serie di proposte, io come sindacato inquilini posso dire effettivamente secondo la legge l'inquilino può rispondere in questa maniera, si potrebbe fare così, c'è anche questa necessità dell'inquilino che magari va a contrastare con quella del piccolo proprietario, c'è una via di mezzo che riesco a seguire, si può trovare un accordo per rimettere in circolo. Perché sono anche tante poi questi appartamenti e case. Sono, le ragioni per cui sono chiuse possono essere tutte, può essere fra virgolette la semplice paura, ma anche lì nel momento in cui io ho abbastanza case a disposizione come comune per dire guarda seguiamo la situazione, nel momento in cui l'inquilino smette di pagarti abbiamo la via per spostare quella famiglia che non riesce più a pagarti in una soluzione che invece è più a sua portata, già abbiamo risolto un problema. Nel momento in cui la ristrutturazione che mi manca, posso dare i soldi al piccolo proprietario per ristrutturare la casa e lo vincolo a Però la paura, segretario, scusi ma devo correre perché il tempo è terreno, c'è anche Giuseppe al telefono. La paura non è neanche in quanto di non trovarlo, hanno paura che se io do a quel ragazzo la casa, poi me ne trovo 20 dentro, mi distruggono la casa perché questo messaggio è passato e non abbiamo la possibilità e le leggi che ci permettono di andare a verificare nel mio appartamento se veramente c'è una persona, ce ne sono 10, perché è difficile, ci vuole del tempo, ci vuole che devo andare appunto da voi a vedere. E la gente, no, meglio che tenga Serrano, ho risolto il problema, tanto vivo stesso, perché funziona così, perché se avessero bisogno di quei soldi aprirebbero gli appartamenti. C'è passato il messaggio che è passato, attenzione di affittare, perché guarda che tu pensi di affittare a quello, ma poi ti ritrovi il disastro dentro e ti rovinano l'appartamento. Questo è il messaggio, questa è la paura, non è la paura neanche di non trovare una soluzione. Hanno il terrore di affittare perché è passato il messaggio. Giusy, poi sentiamo che cosa mi dite. Prego Giusy. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Alle tue ospiti. Intanto Mirella volevo chiederti se puoi portare dei vestiari o no ancora. Scarpe, ho bisogno di scarpe. Dal 41, ve lo dico, dal 41 al 45, portatemi scarpe proprio. Scarpe. E ora Mirella, adesso avevo sto governo qua che di turno sto governo qua. Ma sono andati su tutti Mirella, è inutile che facciamo i conti, ma questo non fa niente, l'altro non fa niente, perché il prossimo che arriva, diciamo, ma questo qua non fa niente anche lui, ma quando può mettere a posto le cose? Ma neanche dopo morti, neanche da qua 100 anni, perché ci sono tante cose che non funzionano. Almeno una ne facessero, di destra, di sinistra. Non voglio dire quale colore perché non mi interessa niente. Io li ho votati tutti, Mirella, li ho votati tutti e tutti continuano a dire che il governo e l'altro governo non ha fatto niente, andiamo avanti così senza fare niente. E poi volevo dire due cose. Allora, ho sentito dire, Mirella, che quelli che arrivano con sti barconi si strappano i loro documenti per non essere rimpatriati nei loro paesi, caso mai dovessero mandarli indietro. E io non capisco perché se hanno quei soldi per
per pagare queste canaglie per il trasporto di queste barche. Dovrebbero pensarci prima, perché rischiare la vita per il mare e dopo vediamo che fine fanno. Non capisco tutto questo discorso qua. Datemi una risposta, per favore. Vi ringrazio. Ciao Giusy, prego segretario. Beh, allora, parto dalla fine ma per poi arrivare verso l'inizio. Allora, è un po'... c'è gente che traffica gli esseri umani, cioè partiamo da questo. Allora, oggi la gente monta sui barconi perché deve fuggire da una sua situazione, perché magari gli promettono un mondo migliore dall'altra parte. Gli fanno pagare una botta di soldi, lo sappiamo, e soprattutto quando arrivano qua sono quelli che li hanno caricati che generalmente li buttano in acqua o addirittura gli prendono i documenti prima di salire. Quindi non è che sono questi ragazzi che arrivano e gli strappano i documenti. Anzi. La verità è che sono anche loro in una situazione in cui c'è uno sfruttamento là dietro. Abbiamo veramente un problema di tratte umane, di persone che vengono gestite in queste modalità qua. E quando uno sbarca qua nel nostro paese, come sbarcano dalle altre parti, arrivano principalmente qua in Italia, si trovano in una situazione che non conoscono, con una lingua che non capiscono, e magari lì inizia a esserci la selezione tra quelli che vogliono veramente andare in una direzione, in una loro condizione migliore, quindi trovarsi un lavoro, mettersi a disposizione, e quelli che invece probabilmente non ce l'hanno nel DNA, nel senso che li abbiamo dappertutto, perché anche tra gli italiani abbiamo quelli che hanno voglia di fare e quelli che non hanno Certo. voglia di fare, cioè facciamo la... Finti carabinieri Sì, napoletani appunto, fino adesso, quindi- che dicono, no, quindi- lo diciamo tanto per farvi capire. La signora dice una cosa giusta, quando io e Deborah diciamo è dal 1970 non vengono fatte le regole per sistemare le cose, l'Italia è indietro, è tanto indietro rispetto magari a altri paesi che sono stati più coraggiosi in alcune scelte. E il problema è la politica, noi abbiamo politica irresponsabile, destra e sinistra, non mi interessa neanche a me signora, perché in realtà noi ci abbiamo nella nostra testa chi dovrebbe governare, cosa dovrebbe fare, il problema è che non lo sta facendo nessuno, perché se tu fai delle regole che mettono in condizione gli italiani di affrontare la situazione, tu stai facendo il tuo ruolo è essere un politico, prendere delle scelte e fare delle leggi per le persone. Perché anche quando noi diciamo gli imprenditori buoni, gli imprenditori meno buoni, però veramente c'è una tassazione anche sull'imprenditore. Io lo so che tanti imprenditori vorrebbero dare più soldi in tasca ai loro lavoratori, ma si trovano nelle condizioni che veramente li stringono dappertutto. Perché? Perché quei soldi, mancano sempre soldi. E mi domando, com'è possibile quando la gente paga che mancano sempre soldi per fare le operazioni? Vuol dire che le risorse vengono gestite in un modo sbagliato, e lì è la politica e chi governa che deve decidere da che parte indirizzare i soldi e da che parte investire quelle risorse, perché noi ci troviamo veramente oggi a difendere il poco delle persone. Noi abbiamo tutti i giorni gente che arriva da noi perché ha sentito di un bonus, perché hanno bisogno di risorse e in televisione mi hanno detto che c'è un bonus per la persona disabile, che c'è un bonus. Finché noi andiamo nelle modalità di fare dei bonus come leggi, noi mettiamo la gente sempre appesa a non essere mai in un percorso di tutela nella quale si mette appunto la dignità della persona davanti, e soprattutto gli si dà strutturalmente un aiuto per uscire dalla sua situazione. E se gli dà un bonus che mi dura 6 mesi, dopo 6 mesi questo bonus non ce l'ha più, ritorna al punto di partenza. È come la vacanza lì, che noi offriamo, è una vacanza ma dopo siamo al punto di partenza. Perché lì bisogna veramente, quando diciamo mettere la gente attorno al tavolo, non vuol dire mettere la gente attorno al tavolo a chiacchierare, perché a chiacchierare siamo bravi tutti. Il problema è trovare delle soluzioni. Vogliamo trovare delle soluzioni temporanee per mettere la persona, il migrante o la persona in un percorso nella quale poi lui trova una sua stabilità. Quella è la discussione da fare, non ce ne sono altre da fare. Graziella da me, se poi andiamo in pubblicità, vai Graziella. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Ciao. Due cose volevo dirti, Mirella. Il discorso primo della casa. Mio papà ha lavorato tanti anni alla Monteggio, quell'anno erano la Vetrocò. Hanno fatto le case 2 abbinate che ci sono ancora adesso,
e facevano le case proprio già a quei tempi là, proprio veramente. Quelli erano veramente tempi oro proprio. Aveva la sua casa e dopo, come a Natale, così, invece di regalare tante cose, regalavano il carbone per la gente che si dovrà. Vedi, queste cose qua dovrebbero ritornare ancora a tempi qua. Comunque, insomma, bando alle chiacchiere. Dopo sono d'accordo con la Giungi che ha detto sulle case. Qua da noi c'è un condominio che veramente era tranquillo, morto i vecchi purtroppo, e hanno affittato a dei ragazzi così. Come dicevi te, affittano, però dopo arriva 1, 2, 3, sono anche in 10 li hanno trovati. Però la gente purtroppo, finita l'operazione, preferisco tenere chiuse. Ce ne sono tantissime che qua da noi, qua sulla via Milanese, per andare a Spignera, ecco. Sono tante case chiuse perché preferisco tenere chiuse, che non hanno il sistema come il nostro che ti hanno una casa, mamma mia, cerca di tutto per farla diventare ancora più bella e invece loro proprio. Niente, un brutto sistema da cambiare, è gran difficile proprio cambiare il sistema perché non sono nati come noi con la gavetta, hai capito? Quindi... Grazie Graziella, abbiamo sentito le riflessioni di Graziella, adesso devo andare assolutamente in pubblicità. Allora, Deborah Marcon, vorrei capire anche la situazione, dopo aver sentito anche le telefonate, come si può accelerare. Adesso ci saranno questi tavoli che diceva anche la segretaria, qualcuno dovrà pur prendere posizione, perché così è impossibile, perché se salta il tappo, guardate che non ce n'è per nessuno. Cioè, dobbiamo stare attenti a essere superficiali, facciamo no, bisogna fare una cosa per dare risposte chiare e certe, visto che si può fare. Prego, Deborah. Beh, sulla questione dei tavoli in realtà è relativa, nel senso che bisogna capire chi si invita ai tavoli, perché per esempio noi nei colleghi siamo stati invitati. E secondo me è un problema perché prima si parlava anche nelle telefonate di tutti quanti, non importa il colore, non ho mai fatto niente. Sì, però io vedo che in campagna elettorale non mi è venuto a cercare nessuno per dire ma voi in Sunia cos'è che vedete? Avete delle proposte su cui eventualmente possiamo discutere e lavorare? Abbiamo avuto qualcosina incrociato nei corridoi della CGIL, perché comunque qualcuno frequenta anche i nostri, però io ho notato che c'è proprio un'idea, io sono il partito X, io decido e io decido anche quali sono i miei interlocutori e eventualmente anche in alcuni casi cosa pensano. Noi siamo riusciti ad avere come firmatari degli accordi territoriali un incontro con l'ANCI. Io ritengo che il messaggio che noi abbiamo cercato di dare non sia stato ricevuto perché poi non è seguito niente e adesso vedremo come fare. Purtroppo nel momento in cui come associazione di categoria lanciamo dei campanelli di allarme sembra sempre che stiamo a esagerare o a tutelare degli interessi di categoria che non capisco neanche perché, nel senso, io sono il sindacato inquilini, tutelo gli inquilini, basta, io ho già la mia rappresentatività, di sicuro a portare a casa qualcosa o qualcos'altro non è che mi aumentano le tessere. Invece c'è sempre questo dubbio, questa idea che il sindacato debba cercare di portare via qualcosa ai politici probabilmente. Forse se provassimo a essere davvero tutti quanti attorno a un tavolo, io prima ho fatto degli esempi, ma noi ne abbiamo di proposte sia come sindacato inquilini, ma anche i colleghi dei sindacati proprietari hanno delle richieste da fare che le varie proposte che sono adesso in campo non stanno ascoltando o stanno ascoltando relativamente. Loro dicono abbiamo bisogno di questo, loro dicono per smuovere il mercato privato facciamo quest'altro.
Ma Deborah Marcon, adesso che è cambiato anche la visione della regione, c'è un nuovo presidente, sono cambiati anche i nuovi assessori, vedi un cambiamento, c'è una possibilità di dialogo oppure siamo come prima? Beh, io so che il mio regionale ha chiesto un appuntamento e questo appuntamento non è ancora stato dato, ovviamente non su Unia da solo, confederale, con anche SICET e Uniat, però non è stato ancora messo in programma un incontro. Sono stati fatti un sacco di slogan, non è stato fatto un incontro con le rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari per dire ok, abbiamo questo qua in mente, pensiamo di declinarlo in questa maniera, secondo voi cosa manca? Va bene così? Voi avete altre proposte che eventualmente possiamo integrare? Poi non è neanche detto che queste cose vengano recepite, ovviamente noi siamo una parte e facciamo delle proposte, però ci sono alcune criticità che magari noi possiamo evidenziare e che possono essere, fra virgolette, del materiale su cui poi il dirigente può lavorare. Certo. Allora andiamo a sentire anche l'avvocato Meneghetti. Cosa dice dei rimpatri assistiti? L'avvocato Meneghetti ha lavorato da dirigente per tanti anni alla Polizia di Stato qui a Treviso. Andiamo a sentire cosa dice. La polemica relativa al compenso previsto dalla nuova norma del decreto sicurezza relativa ai rimpatri assistiti, che prevede il compenso per l'avvocato che assiste alla pratica amministrativa, mi è sembrata un po' eccessiva. Mi pare che forse degli aspetti dovrebbero andare un po' rivisti nella polemica. Ho sentito delle frasi, viene intaccata l'autonomia dell'avvocato, che non è più autonomo, indipendente nella strategia difensiva, che viene in conflitto di interessi con il cliente. Ma qui stiamo parlando di un procedimento amministrativo chiesto e voluto dall'immigrato, non stiamo parlando di un processo penale. L'avvocato Luciano Meneghetti, già dirigente della Polizia di Stato, con una lunga esperienza di 11 anni nel settore dell'immigrazione, non ritiene fondata la polemica nata attorno alla norma del decreto sicurezza. Secondo Meneghetti, infatti, si tratta di una disposizione che va letta in modo più equilibrato, non penalizza i migranti, ma al contrario si inserisce in un quadro già previsto da una normativa europea in vigore da oltre 15 anni che disciplina il rimpatrio volontario assistito. L'immigrato rimane nel CPR, quindi l'immigrato ha interesse proprio e ha bisogno dell'assistenza di un legale che sia pagata per poter diminuire il proprio trattenimento, i propri mesi in cui langue in un CPR. Per l'ex dirigente la misura rappresenta uno strumento utile proprio a garantire maggiore tutela a chi decide liberamente di rientrare nel proprio paese, assicurando assistenza legale e procedure più chiare. Di conseguenza le critiche appaiono sproporzionate rispetto alla reale portata della norma. Perché sembra che l'alternativa al rimpatrio volontario sia restare in Italia con casa e lavoro. La normativa invece è diversa. La normativa dell'irregolare ha due alternative: o il rimpatrio forzato, con la possibilità di restare mesi e mesi dentro un CPR, o il rimpatrio volontario incentivato. Quindi è da qui che noi dobbiamo partire, altrimenti non si comprende il perché di questa norma che ha fatto il legislatore. La segretaria come commenta le parole dell'avvocato Meneghetti? Perché qui si parla di rimpatri assistiti, dare questi soldi agli avvocati per cercare di accelerare. Prego. Anche qui, allora, siamo partiti dicendo che molti immigrati arrivano qui con un'aspettativa diversa rispetto a quella che poi trovano, quindi io capisco che magari qualcuno vorrebbe anche essere rimpatriato. Il problema dell'Italia oggi è che c'è una burocrazia veramente fuori di testa per la gestione di tutto quello che dicevamo prima, dei permessi, della documentazione e quant'altro. Se uno va la mattina in piazza delle istituzioni qua a Treviso, la questura è sovraffollata di immigrati, che tutti ciascuno con il proprio documento. Il nostro problema è quello: dovremmo da una parte cercare di accelerare
quelli che si trovano un lavoro, quelli che sono messi nelle condizioni e magari qualche azienda ha fiducia in lui, gli fa determinati contratti. Io ho visto, scusa, di lei vado un attimo fuori dal percorso, cioè io ho visto veramente lavoratori con contratto indeterminato che non avevano l'ok dei documenti, che dovevano ritornare nel loro paese per tutta una serie di documentazione per poi rifare l'accesso corretto in Italia. È una cosa fuori di testa, perché anche l'imprenditore dice: ma scusa, ma lasciamelo qua, sta lavorando, ha un contratto indeterminato. Cerchiamo di fare in maniera diversa, visto gli strumenti che abbiamo. Con gli strumenti che abbiamo oggi troveremo la modalità di dargli un documento a sto lavoratore senza farlo tornare indietro nel suo paese, quindi la normativa va corretta. C'è questo discorso qua, se parte dalla volontà dell'immigrato di rientrare nel proprio paese, io credo che dovremmo trovare una modalità per fare in modo che quella sia l'opportunità che noi regolamentiamo in qualche modo. Dopo io non lo so, in realtà non ho le capacità per dire se va bene dargli un incentivo agli avvocati piuttosto che un incentivo all'immigrato che ritorna nel suo paese. Secondo me basta mettere le regole chiare, perché se noi mettiamo le regole chiare, chi che vuole tornare nel suo paese perché magari è deluso da quello che ha trovato qui, viene messo nelle condizioni di rientrare senza costi spropositati o senza il viaggio della speranza come l'ha fatto all'andata, io credo che ci possa essere una normativa che gli vada incontro, una legge che li metta nelle condizioni di rimpatriare volontariamente nel loro paese. Come sono dell'idea che chi vuole essere messo in regola perché ha voglia di integrarsi, perché ha voglia di trovarsi un lavoro, perché è una brava persona, perché ne abbiamo di brave persone, deve essere messo nelle condizioni non di dover spendere l'ira di Dio di soldi, ma deve essere messo nelle condizioni di avere tutta la documentazione, di avere una normativa che gli permetta un percorso semplice, perché ad oggi qui in Italia non abbiamo percorsi semplici, c'è una burocrazia e degli atti procedurali che sono pazzeschi, perché poi abbiamo la legge, l'interpretazione della legge, cosa dovrebbe dire la legge, cioè voi capite che è impossibile. Non è segretario, perché parlare male si fa peccato, a qualche volta ci si azzecca. Giuseppe ha detto una cosa importante, non è che questo sistema che dura da tanti anni e che nessuno è riuscito a piegare, a capovolgere, a trovare vada bene a qualcuno. Perché vede, sentire che voi, che siete il sindacato più importante, dite noi abbiamo delle proposte da fare, ma non ci sediamo attorno a questi tavoli, non ci invitano. La stessa cosa accade a me, lo so che sono ma se una ha una buona idea tu non devi vedere il numero, devi vedere la proposta della persona che ha lavorato da anni nel territorio. Perciò io ho paura che quelli che vogliono cambiare con delle proposte valide, che si possono anche concretizzare, non possono partecipare a questi tavoli, segretario, perché rompi il meccanismo, rompi il sistema, e se rompi il sistema, loro non riescono più ad avere questi lavoratori. Ma qui coinvolgo tutti. Sì. Secondo me questo è il grande problema, non vogliono cambiare questo sistema perché fa comodo soprattutto ai ricchi questo sistema. Avete sentito che giro di milioni che ci sono anche con gli ex ministri? Prendo, non pago, ma poi rivendo 100 milioni, 200 milioni, 1 milione, 50... C'è chi te lavori e ti dice ma sono proprio il fesso di turno che io devo pagare, anzi me li prelevano direttamente e guai se sbagli una virgola arriva la sanzione. Questi fiori di avvocati, problemi ci sono, arrivano alla prescrizione perché l'intento è quello di arrivare alla prescrizione, i problemi di soldi non li ho io ma arrivano subito, basta schiacciare un bottone. C'è sentito Crash Montanà? Cosa sta emergendo? Cioè, ma deve caderci i morti per capire che questo sistema qualcuno deve decidersi a cambiarlo, perché i poveri sono più dei ricchi, tanti, che soprattutto i diversamente giovani hanno bisogno di risposte. Io ho un banco solidale, segretario, e quando do la spesa a queste persone mi si stringe il cuore. Sono senza denti, devo dargli omogenizzati, non riescono a curarsi, non hanno più voglia di vivere. Quando sento chissà che il Signor mi veda che me toga, cioè questa è la frase che sento io, da quelli che hanno vissuto la miseria, che hanno lavorato come stanno facendo certi lavoratori adesso, hanno la schiena piegata così,
perché non c'erano i mezzi che ci sono adesso, ma lo sfruttamento è la stessa cosa, è uguale, non è cambiato niente. Quando sento questo ragazzo che dice finito questo lavoro devo pulire la villa, la piscina, bene, perfetto, ma bisogna avere il coraggio di parlare, ma non parlo, perché se parlo perdo quel poco lavoro che mi dà la speranza di sopravvivere, di respirare. È qua che io non riesco a capire chi deve intervenire, non possono controllare, ma come viene a controllarmi via il banco? Cioè il banco solidale, certo, ma è il mondo del volontariato, vengono a controllare, perché dicono ma c'è qualcuno che fa il furbo. Andiamo a vedere veramente dove sono i furbi, altro che guardare il mondo del volontariato, segretario, che è quello che tiene in piedi l'Italia, il mondo del volontariato, e lo stanno penalizzando perché stanno cercando di fare i re, la regina, i principini, tutto il resto via. Sì. No, prego segretario, no perché bisogna, no aspetta che avevo Luciano da Desenzano del Garda. Luciano scusa. No Mirella, ascoltarvi, sai che ho 80 anni, mi fate compagnia tra parentesi. Grazie. Niente, volevo dire, parliamo di extracomunitari, io abito vicino a due sposini trentenni albanesi, bravissime persone, ho avuto amici africani da tutto il mondo. Niente, voglio dire due o tre piccole cose, ma continuano a dire che la legge Bossi-Fini, ma hanno governato Letta fino dal 2022, hanno governato 10 anni, diciamo, la sinistra. Nel 2007 c'è stata l'altra sanatoria che la signora doveva essere all'estero, che io ho fatto. Sapete quando mi è arrivato di farla venire la signora? 2007, nel 2011, 4 anni, tra parentesi. Niente, volevo dire, ma perché devono venire proprio in Europa e in Italia, che ci sono l'Arabia Saudita, altri paesi ricchissimi, la Libia è milioni di chilometri quadrati, Gheddafi dava tutto gratis ai suoi 5 milioni, l'Australia era deserta, c'erano gli aborigeni, no? Hanno cominciato a mandare giù i prigionieri, inglesi se non sbaglio, no? Non potrebbero fare dei villaggi in Libia, questi paesi, perché l'Africa sono 1.200.000 persone, ma è 3-4 volte la Cina. La Cina ha 1,5 miliardi, non è che sono tanti, c'è tanto deserto. E l'ultima, Mirella, non è che noi abbiamo paura del colore, della pelle delle persone. La religione, come fate a non capire? Noi siamo stati salvati dai, aiutami Mirella, quelli che nel 1200 sono andati giù a fare la guerra contro i musulmani, le crociate. Noi siamo stati salvati, poi Lepanto, poi l'Austria. È la religione. Quando fai studiare i bambini da 4-5 anni questo libro, questo Corano, sai Mirella, l'ultimo 10 secondi, c'era Mahdi Allah, era ancora musulmano, una decina di anni fa, e io ho mandato il messaggio, l'SMS, Mahdi Allah, Presidente della Repubblica Italiana, ama più l'Italia lui che tutti gli altri. Vi saluto e auguri a tutti. Grazie Luciano, abbiamo sentito le riflessioni di Luciano, prego Presidente Pasqualini. No, allora... Presidente, sicuramente io credo che il problema in Italia sia che si stanno facendo delle scelte sbagliate. Probabilmente c'è tutto un insieme di cose. C'è la paura di una religione diversa, c'è la paura di avere più immigrati che italiani in un territorio. Politicamente è scomodo, nessuno, tanto che anche quando parliamo, ad esempio qui a Treviso si è affrontato il tema di quelli che dormivano per strada, saranno stati un centinaio più o meno quelli che hanno trovato. Ora 100 diviso 94 comuni, cosa stiamo parlando? Di 2 persone per comune da dividersi. Il problema è che il comune nessuno se lo prende in carico. Perché? Perché politicamente è una scelta azzardata per come la pensa una serie
i nostri concittadini. Però è anche vero che sono percorsi che vanno accompagnati, perché io in determinati luoghi di lavoro noi incrociamo i lavoratori che gli dici: ma perché ce l'hai su con l'immigrato che arriva col barcone? E gli dici, quando c'hai a fianco Abdul che lavora con te da 5 anni, ah ma lui è bravo, lui è uno serio, lui va bene. E questi sono percorsi di integrazione. Quando tu metti le persone a selezionarsi tra quelle brave e quelle meno brave e fai la prima scrematura, sul secondo step le integri in un percorso in cui gli dai una casa, nella casa gli spieghi le regole, perché i volontari hanno spiegato anche a me l'esperienza che hanno fatto a Monigo. La difficoltà più grande è stata spiegare agli immigrati che noi abbiamo un sistema di riciclaggio dei rifiuti. Riciclaggio dei rifiuti lo devi insegnare perché questi non ce l'hanno nel loro paese. Non ce l'abbiamo neanche noi in alcune parti dell'Italia, cioè va fatto un percorso, gli va insegnato una lingua, gli va insegnato. Oggi ci sono bambini che crescono con i nostri figli che sono italiani, cioè li vedi che parlano dialetto veneto, hanno l'interesse del calcio, cioè si spostano dalla loro cultura, ma si spostano dalla loro cultura perché creano a loro volta una loro cultura rispetto a quella che loro conoscono dai loro genitori e a quella che conoscono nel paese in cui vivono. Quindi in realtà l'integrazione non è un percorso semplice, non è un on-off di un pulsante, non è che stamattina diciamo domani integriamo e gli italiani vanno tutti nella direzione di domani integrare. Vanno avviate una serie di politiche strutturate che mettono le condizioni alle persone di parlarsi, di ascoltarsi, di conoscersi e di anche capire quali che sono i pregi e i difetti dell'altra parte, perché noi ce lo diciamo tutti i giorni. Con una media di 1,2 figli a coppia non andremo da nessuna parte. Non andremo da nessuna parte come paese, questa è la verità. Che emigrano. E dopo i fenomeni di immigrazione, dopo la chiudo, i fenomeni di immigrazione sono da anni. Quanti italiani sono andati negli altri paesi? Sì, ma gli italiani bravi avevano voglia di lavorare. Erano obbligati a lavorare, perché se vuoi vivere in un altro paese devi trovarti la tua dignità. Anche la mafia, di la verità. Dopodiché non è che sia proprio tutti quanti che va via qua va in del cartone. Però io capisco benissimo. Oggi il problema sono fondamentalmente due. Abbiamo un sacco di guerre che stanno venendo fuori nel mondo, da cui la gente scappa, e la gente che scappa sono quelli poveri, perché quelli ricchi non faranno mai la guerra, quelli lì non gliene frega niente, quelli gli interessa solo l'economicità che ci sta dietro al processo di guerra. E poi ci sono gli altri paesi che bisogna si diano una svegliata, perché se noi non mettiamo nelle condizioni di fare delle scelte coraggiose per il futuro del nostro paese, per il futuro di Treviso, per il futuro dell'Italia, noi andremo nella direzione che staremo tutti i giorni a dire quelli che sono i problemi. Questa è la verità. Volevo anche ricordare a quelli che dicono che noi eravamo tutti bravi che in Svizzera tanti anni fa c'erano i cartelli con scritto vietato ai cani agli italiani, la civile svizzera, così, paradiso fiscale, vietato ai cani e agli italiani, no, tanto per capire come funziona, però funziona anche che voi come CGIL avete fatto una proposta che ho trovato sensatissima, avete parlato di un villaggio. Sì. Ecco, un villaggio io l'ho... Cioè, mi è piaciuto tantissimo, ho detto che bello sarebbe. Ah, guai, quando ho detto no, perché vuol dire ghettizzare. No, ho detto questo non voglio capire niente, no. proprio no. Ecco, io delle volte mi dico, ma perché non riesci a capire prima di parlare? Cioè, tasi prima di parlare, forse a Maietta che ho visto, tasi prima di parlare a qualcuno che andaria anche bene, sta Maietta. Allora, cos'è sto villaggio, segretario? No, guarda, ti ringrazio per questa domanda perché la stiamo cercando di spiegare. La cosa nasce da una chiacchierata che facciamo con la nostra associazione, quelli dell'Auser, che comunque seguono tutta una serie di tematiche sociali. E l'idea nasceva un po' da quello che dicevo prima. C'è tutta una serie di soggetti che oggi sono in difficoltà con la casa, tra i quali ci sono dei lavoratori anche dentro questi soggetti. La nostra idea era, proprio per il ragionamento partito dal concetto di integrazione, facciamo questi villaggi nel senso sono delle casette, ad oggi esistono nei cantieri dell'edilizia, non è che abbiamo inventato l'acqua calda, sono dei villaggi nei quali si dà temporaneamente per un periodo una stanza e un bagno a questo soggetto che alla mattina parte, va a lavorare,
nel frattempo gli si dà l'opportunità di prendersi il suo stipendio, di metterci a parte qualcosa, e alla sera va a dormire in un posto pulito dove c'è anche un servizio igienico che viene gestito a questo punto dai comuni limitrofi, e con il fatto di vedere la gente vivere nel territorio, a nostro avviso parte un percorso di integrazione, nel senso che a questo punto io conosco le persone che vedono, vedo che la mattina partono con lo zainetto, vanno a lavorare, la sera tornano stanchi come tutti gli altri che lavorano, vanno a casa e dormono, nel frattempo vivono il paese, vanno al bar magari a bersi una cosa, conoscono le persone e noi integriamo un percorso. Sono villaggi a nostro avviso che devono avere una durata temporanea, perché ci sono anche lì delle regole da seguire, e nelle regole l'immigrato, l'italiano che è in difficoltà deve fare un percorso per poi cercare di essere integrato. A, nel mondo del lavoro, B, nella situazione di casa, essere garanti noi anche per trovargli delle case e delle sistemazioni, e C, per fargli fare. Scusa segretaria, che avete fatto questa proposta? Allora, in realtà la proposta io volevo farla sul tavolo. Perfetto. E secondo me lì si innesca anche il meccanismo di creare l'interesse nel datore di lavoro, certo. Perché è un po' quello che dicevi prima te, una volta gli davano le case per portarsi i lavoratori, qui loro dovrebbero mettere delle risorse assieme ai comuni, ai fondi che hanno a disposizione i comuni, assieme alle associazioni che ci credono, insomma delle risorse che a quel punto lì sarebbero un investimento su una persona da crescere, da formare e da integrare nella società. Lì potrebbe essere in questi villaggi anche l'opportunità di dare spazio alle associazioni per andare a insegnare l'italiano, andare a insegnare a... Ecco che l'associazionismo diventa fondamentale per il controllo e l'aiuto. Assieme alla parte datoriale che ha l'interesse, assieme a Veneto Lavoro che a questo punto avrebbe i soggetti in quel contesto lì, potrebbe fare il curriculum, potrebbe fare quello che deve fare, ovvero creare quel meccanismo di conoscere la persona per poi provare a collocarla nel mondo del lavoro, che oggi di richieste ne abbiamo. Dall'altra parte la questura, tutta la parte burocratica sarebbe nelle condizioni di sapere quei soggetti che sono lì, quindi si potrebbe anche governare quei soggetti un po' più che vanno fuori da certe dinamiche, e sarebbe tutto limitato lì, nel senso gli si insegna la lingua, il datore di lavoro va lì a prenderli, ma va lì a prenderli in percorsi di legalità, non in percorsi di illegalità come succede nei CAS e in quant'altro, e soprattutto con numeri più piccoli noi riusciremo ad avviare percorsi di integrazione migliori. Questa è la proposta, noi l'abbiamo fatta. Fondamentalmente è stata un'uscita che abbiamo fatto con alcuni giornali, nasceva da un percorso di ragionamento fatto con Hauser. La mia idea è cercare di portarla avanti. Adesso non è che la proposta della CGIL è la migliore di tutte, però potrebbe essere un punto di partenza per un ragionamento dove tutti i soggetti hanno il loro interesse a mettersi in gioco. Sono d'accordo, infatti vede che mi era rimasto impresso, infatti l'ho invitata anche per questo, perché è un'idea che è molto valida a mio avviso, in attesa che qualcuno si svegli e che riesca a dare altre risposte, oppure di mettersi assieme e creare un qualcosa che fa bene a tutta la comunità, che è la sicurezza poi alla fine, perché questa cosa che dice lei è sicurezza, punto. Sì, perché si creano anche dei meccanismi dove cioè non c'è un controllo. Quelli che dicono ghettizzare non hanno capito niente, perché noi facciamo dei percorsi che esistono già, perché oggi in edilizia quando un cantiere arriva per fare un lavoro gli mettono questo villaggio con tutta una serie di servizi a disposizione. Lo ha fatto anche Olimpiadi il villaggio. Siccome che si parla tanto, ecco, vorrei dire che l'hanno anche proprio tolto tutto, non c'è più niente dove è andato a finire il villaggio, ma si lo porta magari, cosa dice? Diciamo, se magari lo recuperiamo, potrebbe essere. Visto che c'è anche a pagare, o dovremmo pagare queste Olimpiadi, magari di recuperare il villaggio, segretario, non si mia male. No, là tutte che casette sì. Però lì potrebbe essere veramente un punto di partenza per fare tutta una serie di ragionamento e per soprattutto dare anche delle risposte concrete a quella che è una situazione d'emergenza. Deborah Malcon, chiudiamo. Con quale messaggio chiudiamo? Di cominciare ad ascoltare effettivamente quello che vuole il popolo, nel senso di necessità più che di tornaconto elettorale, e quindi sentire anche chi alcuni quel pezzo di popolo lo rappresenta. Quindi avere l'idea di io faccio nuove leggi, propongo nuove iniziative per risolvere il problema.
E nel momento in cui io ho risolvere il problema come obiettivo, secondo me poi fare leggi che effettivamente proprio funzionano meglio e che non sia pura burocrazia, assolutamente viene naturale. Nel momento in cui, per esempio, noi abbiamo fatto la legge per le case popolari nuova, quella del 2017, l'idea era: la costruisco per eliminare i furbetti dalle case popolari. Si sono creati tutta una serie di criticità che tutti quanti hanno segnalato. Nel momento invece in cui il mio obiettivo fosse stato rendo più efficiente la gestione e più giusta la gestione delle case popolari, là secondo me avrei avuto un risultato che avrebbe avuto molti meno aspetti negativi. Grazie a Deborah Marcon, segretario generale Sunia Treviso, grazie a Sara Pasqualini, segretario generale CGIL Treviso, di essere stati con noi. Lavoriamo sul villaggio. Io vorrei andare in cerca di sto villaggio, mi piacerebbe tanto sapere dove sono andate a finire le casette, visto il buco che sta uscendo, magari se lo cerchiamo di capire, forse riusciremo anche a fare sto villaggio. Mai dire mai, mai dire mai. Ci lavoriamo, grazie veramente. Grazie, pubblicità. Le banchine cominciano a popolarsi di castelli di sabbie e fortezze inespugnabili, via le scarpe sulle ciabatte e si passeggia in riva al mare. È ufficialmente iniziata la stagione estiva e spiagge, battigie e camminamenti si affollano di persone. Grandi numeri quelli dell'apertura stagionale a Jesolo, complici le temperature più che miti che hanno lanciato il litorale già nel mese di aprile. Il movimento, i nostri clienti affezionati, sia vicini ma anche stranieri provenienti insomma dall'Austria ma anche dalla Slovenia, dall'Ungheria, ricordiamoci che i paesi dell'est sono sicuramente flussi turistici in crescita, ci hanno dato un ottimo aprile per gli alberghi che erano aperti e quindi le prospettive sono sicuramente delle prospettive per la stagione importanti. Bene il primo weekend di maggio in cui molte persone hanno approfittato del Ponte Lungo. Il tasso di occupazione è intorno al 95%, in alcuni alberghi anche il 100%. Una stagione che inizia bene e non manca l'ottimismo tra gli albergatori nonostante la guerra in corso e i rincari che essa comporta. Riscontri che poi possono esserci nell'aumento dei prezzi del petrolio, nei movimenti, nelle tratte aeree. Abbiamo molti clienti che arrivano in aereo e quindi questo ci preoccupa. Ci preoccupano gli aumenti della benzina perché sicuramente rendono tutti più poveri, quindi sicuramente ci sarà una riduzione in quelli che sono i tempi di permanenza nella località. Siamo ottimisti, le previsioni per la stagione sono di un'ottima tasso di occupazione, siamo circa 2-3 punti percentuali sopra l'anno scorso. Primo fine settimana di caldo e di lidi ufficialmente aperti e le strade verso i litorali si bloccano, complici anche gli incidenti alle porte delle città marittime. Ma nonostante questo, chi è a casa non rinuncia ad andare al mare. Una necessità dopo tanti mesi d'inverno e di freddo. È bellissimo, è sempre un piacere venire qui. Sì, assolutamente, è una giornata bellissima. A noi il mare piace tantissimo, quindi più stiamo qui meglio stiamo, quindi sarà molto facile che torneremo per qualche weekend. Jesolo è un classico, siamo venuti con i nostri amici tutti quanti, tutto bene qua. Avete approfittato del sole? Certo, le prime giornate di mare è sempre belle. Fosse così tutto l'anno. Allora, siamo partiti con questo servizio dove ho sentito una frase bellissima, delle parole bellissime. Castelli di sabbia. Ah, come mi è piaciuto questo servizio. Allora ne parlerò questa mattina con altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Giancarlo Iannicelli, il generale Giancarlo Iannicelli. Con lui non parleremo solo del meteo, perché tanto lo vediamo sempre, lo ringraziamo perché non sbaglia mai, ci dà almeno, siamo sicuri, è vero. Poi il tempo, diceva mia nonna, non si che comanda il tempo, perciò è un'altra storia, E ringrazio anche Silvana Fanelli, segretaria confederale della CGIL Ventus.
stamattina abbiamo la CGIL perché i temi sono tanti e sono attuali. Allora voi avete visto il mare, anche a me ieri sarebbe piaciuto anche venerdì e sabato fare un bel weekend, ma invece ero in mezzo a questi ragazzi che lavorano e che non trovano casa. Ieri ho portato loro le scarpe perché prima ho chiesto anche chi ha scarpe se per cortesia può mandarmi dal 40 al 45 e lo dico anche a voi perché so che così mi arriveranno al banco, sono sicura, ma soprattutto capire cosa sono questi castelli di sabbia. Allora Silvana Fanelli, io vedo tanti castelli di sabbia, si apre la stagione, tutti al mare, tutti felici, è vero che ci sono anche queste persone, io l'ho visto ieri andando a Villa Fiorita, ho percorso da Treviso Mare, però non ho visto le code che pensavo di vedere o di trovare, forse anche sono partiti in maniera diversa, però quello che ho visto è che tanta gente ancora non riesce a sopravvivere con 2 stipendi, di sicuro le vacanze non le farà, ma neanche il weekend, ma neanche la passeggiatina, visto cosa costa la benzina o il metano. Allora questi castelli di sabbia, secondo lei, sono reali per far vedere che tutto sommato bisogna essere ottimisti, essere sempre positivi, oppure bisognerebbe che qualcuno guardasse veramente la realtà in faccia, magari venire ai banchi solidali, vedere chi viene, cosa succede alle famiglie, ceto medio che è sparito. Prego Silvana. È assolutamente così, Mirella, cioè c'è una spaccatura sempre più profonda nella società tra chi ha qualcosa in più per potersi dedicare il weekend al mare, potersi muovere, potersi curare, potersi arrivare a fine mese tranquillamente, chi invece è sempre più in affanno. Il microfono, dicono Silvana, non sanno dove è finito, ecco adesso lo alza. È scivolato. Non so se si è sentito quello che ha detto la segretaria Fanelli. No, sì, si è sentito. Ecco, dicevo che c'è questa frattura sempre più profonda e che vede ridursi sempre di più chi sta bene e sta sempre meglio e chi invece fa fatica ad arrivare a fine mese. Ci sono migliaia di persone che non si curano più, che hanno difficoltà nell'accesso alla casa, come dicevi tu Mirella, che non arrivano a fine mese, che malgrado i 2 stipendi non riescono a concedersi, no, anche quei piccoli riposi, quella giornata al mare, perché i costi sono sempre più alti. Quello staccare la spina che serve al benessere della persona. E quindi servirebbe guardare, no, a quello che sta producendo la guerra in termini di inflazione, di aumenti di costi e di riduzione del potere d'acquisto delle persone. Trump che continua a alzare i dazi, che non ho ancora capito che forse bisogna rivedere che crescono, la sì, contemporaneamente, però appunto gli Stati Uniti sono diventati il primo esportatore di petrolio, malgrado l'aumento della produzione dei paesi OPEC, e quindi dietro la sua azione c'è solo un interesse legato all'economia del suo paese, purtroppo, e al suo anche, perché diventa sempre più personale, esatto. Allora invece... sentiamo anche, che devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, sentiamo anche il generale Giancarlo Iannicelli, come commenta, è un politico ed anime nella politica, perciò... man mano che avanza l'età si va sempre più incontro a dei valori, veramente ormai questa corsa al denaro, c'è sempre più un distacco, una differenza. Una volta il super dirigente, l'industriale aveva questo, ma anche, come dire, operai che non esistono più, c'è la possibilità per tutti per vivere meglio e di avere una prospettiva di vivere meglio. Vedete adesso lo stipendio di un alto dirigente, di un amministratore delegato rispetto a quello che guadagnerà mai tutti insieme i propri dipendenti. C'è questo distacco, questa forbice che si è allargata, ma che serve? Cioè sarà che un periodo, ma che serve? Ma vogliamo rimettere i piedi per terra? Ma che c'è quando hai tutto? Ma perché devi aver tutto e più di tutto?
Bisogna tornare ai valori, bisogna spiegare, c'è veramente gente, e noi siamo ancora fortunati perché si parlava di sanità, e guardate che noi abbiamo ancora una sanità che tutto sommato ti protegge in qualche modo, perché poi la critica va bene, poi noi qui nel Veneto il sistema sanitario è già migliore, veramente, però ci sono questo distacco sempre più forte, cioè la classe media che una volta si permetteva tante robette, no? Faceva studiare i figli, si metteva i soldi da parte per comprare la casa. Adesso la classe media sta scomparendo. Che era quella che faceva girare anche l'economia. Fa girare, e per carità, bene che vadano, bene che ci sia possibilità, e speriamo sempre di più di gente che vada al mare, che si diverte, che ha le possibilità, ma allarghiamo questo bacino di possibilità un po' per tutti, perché tu dici, tu vivi, e noi abbiamo vissuto, tu sai la storia degli aiuti che si dà col banco solidale, ma guardate che a Milano, in altre città, ci sono file chilometriche, lo dico sempre, è vero? Ma di persone, Mirella, di persone che per veramente bene, per bene, tra virgolette, sono tutte per bene, ma quelle per bene ancora di più, cioè di persone, e quella è una cosa, ti distrugge, perché è una persona che tutto sommato ha lavorato. Però, generale, quello che traspare è che gli imprenditori di una volta, e adesso per quello sono partita con Jesolo. Allora, gli imprenditori, oltre a fare le case per gli operai vicino alla fabbrica, facevano le colonie per i bambini e aiutare le famiglie che non avevano la possibilità di andare in vacanza. Cioè io direi a qualche imprenditore, ma invece di farti un altro yacht, che poi non so neanche se riesce, che ci fai gli 8 yacht di 50 ville, 50 palazzi, per carità, con tutto il rispetto, ma cerca di dare, come dice anche il generale, il valore a queste persone che lavorano per te, che non ce la fanno, perché abbiamo gli stipendi, Silvana Fanelli, che veramente sono da fame. Ma come fai a pagare con 1.500 euro, ma sei già ricco se arrivi a 1.500 euro, un affitto di 500-600 euro, un mutuo, andare al lavoro perché devi andare al lavoro, fare la spesa, pagare le bollette, ma come si fa? Ma chi è che non capisce questo? Perché parlare con la pancia piena è facile. Ma prova a metterti in queste situazioni, a curarti. Io ho questi diversamente giovani, come li chiama Mirella, che dicevo anche prima che sto dando gli omogenizzati che non hanno i denti, ma delle volte dico, ma perché non vai a vedere? Perché no, cioè sono rassegnati. Ecco, il grande problema che mi fa paura è, te lo dico Silvana, la solitudine e la rassegnazione. Sono due cose che mi terrorizzano. Prego, segretario. Il tema è se rimettiamo al centro il valore del lavoro o se consideriamo il lavoro un mezzo di produzione come qualsiasi altra macchina. Questo è il tema. Se non riportiamo il tema lavoro al centro della politica di questo Paese e non gli diamo quel valore che non è solo economico ma è sociale, di riscatto delle persone, di appunto riscatto sociale, invece lo consideriamo solo come un bene di produzione che ha un costo, come se dietro non ci fossero le persone, il risultato è questo, perché se noi basiamo il sistema imprenditoriale solo sulla logica del profitto, chi fa profitto vorrà fare sempre più profitto. A questo si lega il tema dei salari che sono i più bassi d'Europa, dei profitti che vengono non reinvestiti nel processo produttivo ma gli utili distribuiti in grandi quantità agli azionisti. C'è il tema della sicurezza sul lavoro, perché se il lavoro e la persona fosse al centro ci porremmo un tema del numero di vittime e di infortuni gravi e mortali che ci sono nel nostro paese, nella nostra regione. Se invece è tutto un qualcosa di sacrificabile alla logica del profitto, il risultato è quello che stiamo vivendo e le persone, i giovani, non c'è una speranza di futuro. Perché i giovani vanno via dal nostro paese? Perché non vedono la possibilità di costruirsi un futuro, una vita indipendente, una vita autonoma. Sono costretti a restare in famiglia
o quando non restano in famiglia a condividere gli appartamenti con altri giovani, se no non possono costruire un progetto di vita loro. Questo è il tema che abbiamo davanti. Le soluzioni ci sono, invece di bisogna rinnovare i contratti, rinnovarli rispettando l'inflazione, perché altrimenti si continua a perdere il potere d'acquisto. Fanelli, la segretaria Pasqualin, diceva appunto che uno decide di diventare sindacato, riunisce 3 persone e può creare un sindacato. Cioè qui la politica deve anche intervenire, generale, perché se allora permettiamo che tutti facciano tutto, alla fine, perché poi la gente non lo sa, in colpa ai sindacati, CGIL, CGIL, ma siete voi che firmate questi contratti, cosa che non è vero, che ha spiegato. Prego, generale. No, ma diceva Mirella una cosa molto è l'etica, no? A quei valori che devono far parte di tutti e che ci stiamo perdendo tot al chilo ogni anno, ogni momento. Va a finire veramente diventeremo l'intelligenza artificiale, no? Non sarà più un collaboratore, sarà loro che deciderà, e sarà così. Parlavi delle colonie, chi manca? Mancano gli imprenditori illuminati, permettimi di stare, illuminati. Io faccio solo una storia che vive vicino a noi, Mattei, che poi naturalmente fece la fine che fece, no? Perché era scomodo, andò a Cortina e disse: ma perché i miei dipendenti non devono venire a Cortina, solo i ricchi devono venire a Cortina? Io voglio fare un villaggio proprio per fare le colonie. E andò a Cortina disse: no, qua solo per i ricchi, no. Però lui che fece? Andò vicino a Cortina, che è Borca di Cadore, era una cosa veramente spersa, addirittura erano rocce, ci portò la terra e si fece un villaggio dove tutti, io parlo con persone della mia età, anziane, che hanno vissuto le colonie a Borca di Cadore. Quindi c'era, ma non era solo, ma lo stesso, voglio dire, nel suo piccolo, qui a Treviso, in altri posti, mancano, adesso a Jesolo c'è Marzotto, c'era Marzotto, Madonna, erano colonie meravigliose. Ma perché io non mi devo, è stato un po' pure della Luxottica, è stato inizialmente, ma vedo che poi si perde tutto, ormai va a finire. Non parliamo di altri, che è meglio dimenticarli. Quindi mancano questi, bisogna tornare a lavorare per questi valori, se no non si arriva a niente. Oh ragazzi, siamo persone, siamo umani, siamo persone veramente che se no va a finire male veramente. Senti, generale, come va a finire questa storia con questi ragazzi che dormivano sotto i porti, soprattutto questo ragazzo che ha cercato invece di far del male, invece di capire che non colpiva solo Mirella, colpiva tutta quella parte invece che vuole invece lavorare, vuole comportarsi bene, e soprattutto i trevigiani che dicono: hai visto, volevano aiutarli, guarda chi sono, invece non è vero, ce n'è uno, ce ne sono, ma troviamoli, scremiamo, vediamo chi sta facendo del male, chi invece vuole integrare. Questo dovrebbe farlo la politica, Mirella non lo può fare da sola. Ma vede, però poi peccato per lui ha incontrato Mirella, no? Che non è che si dice: oh, mamma mia, che non guarda, va molto avanti, va molto indietro, vede il tutto. Io un altro episodio ormai, ripeto, 36 anni, 91, non c'era l'immigrazione, iniziò l'immigrazione così, di qualche, tra parentesi, il mio primo intervento in consiglio comunale proprio sui ragazzi, e dissi: guardate che qui bisogna prepararsi perché adesso arrivano, non siamo ancora pronti, però no, 38 anni fa giuro, però questi arriveranno le famiglie, non è che poi per delle persone star lontano dalle mogli, i figli, prima o poi arriveranno, organizziamo, secondo me 38 anni e non si è fatto niente. Arrivarono i primi furono messi in una cosiddetta casa dei contadini, che è Santa Maria del Sile a Treviso, subito lì, quasi in centro. C'era questa casa dei contadini e loro li mettemmo lì, e tutti questo senso di solidarietà, perché quello che si rovina, si diceva pure, c'è il senso di noi umanamente siamo solidali anche come popolo, perché ci rifacciamo a valori cristiani, saremmo molto, però poi ti fanno perdere perché infatti per una cosa non governata uno diventa tra virgolette cattivo. Allora arrivarono questo gruppo 7, 8, 10, mi ricordo ancora: oh ragazzi, organizzi veramente chi ha coperte, io stesso presi tutte le robe, il consumismo, portai le coperte là, vedo questo anziano con tanti ragazzi, Dopo 3 giorni, dopo 10 giorni, ferma tutti, perché l'anziano che faceva? Sto signore non era tanto anziano,
voleva lui fare, era diventato il capetto e diceva no, deve passare da me, e si faceva pagare da questi qua, e quindi la storia si ripete. Però quello che dici che è pericoloso, e hai detto una cosa giusta ma giustissima, le cose vanno governate, perché se non si... io non voglio fare in questo momento politica, avanti tutti, entrate tutti, se poi non c'è la possibilità. Se si governava un po' meglio, fermo restando le emergenze mondiali che ormai non ci starà dietro e sarà sempre peggio, non saremmo arrivati a questo punto. Certo che poi, hai richiamato pure tu, il mondo produttivo, gli industriali si devono prendere le proprie responsabilità. Qui a Treviso, devo dire la verità, poi ci fu le associazioni industriali che fece delle case, poca roba, però le cose si devono ingrandire molto molto di più, perché da una parte non bisogna far finta, schifo, vanno via, e poi fai lavorare a 2 euro. Generale, mi scusi, lei non è del Veneto, ma non le sembra che noi, non tutti, non sto parlando di tutti, ma una parte, prima ce l'avevamo qui i teroni. Sì. No, perché bisogna dire le cose. Roma ladrona, la Lega non perdona. Adesso ce l'hanno con gli immigrati, cioè c'è sempre un qualcosa che devi avere, questo astio, questa ribellione. Allora prima i teroni, poi Roma ladrona, adesso gli immigrati, ma vogliamo capire che forse se continuiamo invece a farci la guerra tra di noi non andremo da nessuna parte, e soprattutto l'importanza di capire che bisogna trovare delle soluzioni, perché come si diceva le soluzioni ci sono, ma se al tavolo queste persone non vengono invitate, possono essere i sindacati, le associazioni, anche quelli che non hanno grossi numeri ma sono anni che danno nel territorio, che aiutano, cioè noi non andiamo da nessuna parte, perché allora vuol dire che anche il mondo delle associazioni è diventato politico. Allora se fai parte di quel cerchio politico ti invito, se non fai parte di quel cerchio politico anche no. Il problema è che delle volte invitano delle persone che non sanno neanche cosa fanno, perché il volontariato è un'altra cosa, e vogliamo dividere, Silvana Fanelli, da cooperative e volontariato, perché una volta io sono andata in regione e ho detto scusate, forse ho sbagliato ufficio, perché parlate solo di soldi, ma siamo cooperative o siamo volontariato? Sarebbe utile anche di dividere chi fa veramente volontariato, chi è una cooperativa, che cooperativa sei, perché mi sembra che ci sia una grande confusione che fa male anche al mondo del volontariato. Prego. Allora torno un po' a quello che chiedevi al generale. No, generale. Va di moda questo generale. No, Iannicelli. Cioè, occorre trovare un nemico, perché trovare un nemico giustifica qualsiasi fallimento, perché è colpa sempre di qualcun altro, e questo non va bene. Torno anche un secondo al villaggio dell'ENI, perché proprio al villaggio dell'ENI le organizzazioni sindacali, CGIL e CISL e UIL, insieme a Belluno, invece di portare delle casette che hanno creato anche del disagio, avevano proposto con i fondi delle Olimpiadi di recuperare quel villaggio, di farne il villaggio olimpico e poi di lasciarlo alla comunità. Non c'è stato verso che fondazione o Simico o la regione o chi per essi accettasse questo progetto. Sarebbe costato uguale che portare queste casette avanti e indietro, ma avrebbe lasciato qualcosa alla comunità. Che ne ha bisogno? Che ne ha bisogno per accogliere i lavoratori, che ne ha bisogno per le persone che non trovano casa. Non c'è la volontà politica di affrontare questi problemi in maniera strutturale, perché continuare a affrontare questo tema delle persone che arrivano, che ormai è strutturale, con pannicelli caldi, no, come fosse un'emergenza ogni anno, porta alla situazione attuale, a non vedere che anzi, io penso che lo vedano bene e che serva proprio ad alimentare quel sistema di colpevolizzare qualcuno. Queste persone servono al nostro paese, è un verbo che non mi piace. Però è un dato di fatto. Però è un dato di fatto, perché poi nelle campagne dove produciamo il famoso Made in Italy si regge sul lavoro di queste persone. Tutta la filiera della
del prosecco, la filiera agricola nel veronese, si fonda su questo. Il tessile. In Italia, la logistica senza la quale tutto questo si fonda sul lavoro di queste persone, però quando poi dobbiamo occuparcene per dargli una vita dignitosa, allora se ne devono tornare a casa loro. È una questione di valori, di un sistema produttivo che si deve fare responsabile, di responsabilità sociale vera. La responsabilità sociale non è solo, per quanto utilissimo e fondamentale, fare un asilo nido. La responsabilità sociale è prendersi cura socialmente di quello che avviene anche nel momento in cui le persone mettono il piede fuori dall'azienda, non che fuori dall'azienda non è più affar mio. Generale. Dovevi qualche anno fa, perché il problema va avanti tanto, adesso finalmente viene fuori anche dello sfruttamento, e questo è una parte. Anni fa, ancora tra Nocera Inferiore, Salerno, tu dovevi vedere, se passavi con la macchina, io andavo al sud magari d'estate, vedevi tutto questo processione di ragazzi che non avevano al buio, in strade sfruttate nei campi. Finalmente qualche anno fa qualche sindaco gli comprò delle pettorine fluorescenti, ma a decine di morti. Ma come vivevano? Detto questo, la cosa va regolata, perché non erano tutti buoni. Ecco, là che bisogna fare, non dico selezione che è una cosa brutta, ma dare la possibilità a questi, perché dando la possibilità a questi elimini anche quella parte, come dici tu, è quello che sta protestando, probabilmente uno di quello in malafede, che rovina pure gli altri, perché poi la gente è pronta. Perché poi c'è la delinquenza, non bisogna dimenticare, bisogna chiudere gli occhi, non bisogna questi che lasciati così fanno, a parte che tanti vengono solo per delinquere e bisogna avere la forza di dire questi vengono qui solo per delinquere, ma è la selezione, la colpa è sempre veramente della politica, perché la politica dovrebbe essere in grado di dire no, questi vanno bene, questi non vanno bene. Però generale, se noi ne parliamo forse qualcosa cambia. Ad esempio io ho avuto il professor Massagli che insegna all'università anche il tema del lavoro, della sicurezza, dei proposte che si possono fare, che io ho detto, ma mi scusi professore, perché questo car sharing non lo mettiamo fuori delle fabbriche? Perché io vedo questi ragazzi che hanno delle biciclette, come diceva la segretaria Fanelli, impensabile, cioè il buio, vestiti tutti di nero, con queste bici. Ma perché non mettiamo queste biciclette a disposizione di questi ragazzi invece di metterle su posti che nessuno sento il sul generale, perché mi vedo? Cioè cerchiamo anche di capire anche questo imprenditore che dà la possibilità a questo lavoratore di arrivare magari più in sicurezza. Ma perché non facciamo questo? E diceva il professor Massagli, guardate che gli imprenditori facendo questo ne beneficiano, perché sono anche detrazioni che possono fare. Ma allora perché non si fa squadra? Segretaria Fanelli, ma perché? Noi ce ne sono di bravi, guardate che io non voglio sparare nel mucchio perché abbiamo degli imprenditori eccellenti, però cerchiamo di fare squadra, e voi, siete voi la politica che deve riunire questi, perché il sindaco è importante per l'imprenditore, è inutile che andiamo sempre in regione, guardiamo anche nel territorio, il sindaco sa chi sono gli imprenditori, dove sono le fabbriche, di cosa ha bisogno il lavoratore. Cioè abbiamo le biciclette, mettiamo a disposizione le biciclette, ma perché dobbiamo diventare, che poi diventa un pericolo non solo per loro ma anche per noi, perché quando ne ha investito uno vai a spiegare tu, ecco com'è la situazione. Perché non si fa, segretario? Abbiamo il ben di Dio buttato là. Ma sì, basta. Aspetta che risponde, prego. Non c'è problema. Perché non si fa? Perché dietro queste cose c'è un cambio di paradigma politico, di attenzione, come dicevo all'inizio, alla persona, di investimenti fatti sulle persone, sull'integrazione, sull'inclusione di queste persone, sul renderle regolari, sul dargli una vita dignitosa, però questo vuol anche dire applicargli il contratto giusto, vuol dire far crescere il costo del lavoro, vuol dire riconoscergli il salario
equo che gli spetta per il ruolo che fanno. Se invece io voglio competere solo sulla riduzione dei costi perché il profitto me lo devo tenere tutto io, è difficile invertire questa ruota se non si comincia a colpire questo tipo di imprenditoria. Io sono d'accordo con te, Mirella, non è che sono tutti così, ma questi inquinano e rovinano anche la buona imprenditoria perché non gli consente di competere sulle regole. È per questo che serve cambiare la normativa sugli appalti ecco, non abbiamo parlato di appalti, parleremo con Silvana Fanelli di appalti, perché con la segretaria Pasqualini non sono riuscita. Però la mia domanda è anche questa, generale, visto che abbiamo questa possibilità, visto che abbiamo questi lavoratori, io ad esempio a Monastier questa mattina ho dovuto trovare una persona che vada a prendere questi ragazzi che vanno al lavoro perché dovevano prendere il treno alle 6. Allora non c'è la corriera a Monastier perché non c'è la corriera a una certa ora. Allora capisci che diventa tutto difficile. Però se facessimo squadra, chi è che ha i pulmini che può aiutare Mirella a andare a prendere questi? Ecco perché, cioè, non so, invece ognuno rimane, come dire, Mirella hai voluto la bicicletta, pedala, io pedalo, problemi zero, pedalo, però capite che parlare è facile, agire è difficile, mettersi insieme, ecco perché è sempre una questione di visibilità generale. Prendiamo le biciclette, io non vedo che i trevigiani hanno la bicicletta, scusa, a parte qualcuno, vedo qualche turista, ma cerchiamo anche di capire cosa c'è nel territorio, i bisogni che ci sono, perché anche la sicurezza stradale è fondamentale. Io quando vedo questi ragazzi che escono anche da queste cooperative, che hanno questi mezzi di trasporto che sono allucinanti, cioè dico, ma possibile sia solo Mirella che si accorge? E poi vedo le cash buttate là, buttate dappertutto, cioè capiamo che forse se uniamo le forze vediamo anche come aiutare quelle persone che hanno voglia invece di fare del bene, di mettersi in regola. Generale? No, ma è così, ripeto, adesso non voglio difendere, fare imprenditore non è facile, ma anche tanti imprenditori, ci sono le regole, le leggi che non gli permettono, perché ci sono alla caserma 1500-200 persone che si potrebbero, come dire, coinvolgere, però le regole non possono, perché sono in una situazione che lo Stato deve pagare, ma se non hai permesso di soggiorno. Ma perché non siamo un po' elastici? Esatto. Non siamo, ragazzi, tu imprenditore hai bisogno, pagandoli quello che si deve, pure risparmiando, perché non si può dare gente non specializzata magari o qualcuno specializzato, facendo un'analisi, non prendi 50 persone che ti sono utili, ma ripeto, dando la responsabilità all'imprenditore, me ne prendo io la responsabilità, fanno questo, ne ho bisogno, sono tutelati, no, devono star là. Allora però l'avvocato Meneghetti, che è stato un grande dirigente della Polizia di Stato qui a Treviso, ha detto una cosa importante, cominciamo a vedere, mi ha dato ragione. Chi sei? Da quanti anni vivi qua? Come ti sei comportato? Ti sei comportato bene? Allora, il buon senso, l'ha detto l'avvocato Meneghetti, cerchiamo di applicare il buon senso e vedere di accelerare, ecco, quella burocrazia che ti impedisce con il buon senso, perché se aspetto che arrivi a voglia, cerchiamo di capire tra le pieghe di questa burocrazia se c'è un po' di buon senso per inserire queste persone. Ma anche in tribunale, se ti sei comportato bene, la pena può essere leggera o non esserci, perché come dire, fa storia, tu hai una storia di pulizia, di persona che ha agito in modo corretto, e invece qui corretto. Sì, ho un saldatore che ha fatto anche il corso di saldatore, un altro, ve ne dico un altro, ne ho, che è quello che è a Villa Fiorita, e non trova lavoro. No, ma allora ho detto, ma non trova perché non può, adesso ci mettiamo in cerca del lavoro, perché il lavoro, bisogna iniziare a capire che bisogna agire. Abbiamo Mirella da Riese, poi andiamo da Silvana Fanelli. Vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Allora dico, guarda, è una situazione tremenda quella di diversamente italiani, che fanno di tutti i colori. Qua a casa, io che ho tutti stranieri, mi convengono di tutti i colori, non capiscono niente, le puoi parlare come vuoi, gentilmente, non capiscono niente. Figurati a lavorare cosa combinano. Anche mio marito una volta mi diceva, adesso c'è uno, ha detto che il mio padrone l'ha preso, vediamo come che si comporta. Niente, non capisce l'italiano, non capisce cosa deve fare.
non so, il padrone non ha tempo da seguirlo attimo per attimo, no? Le spiega, se capisce, se non capisce, e dopo lo lasciano a casa perché non capisce. Grazie Mirella, vedi Mirella, tu hai parlato di questi, parliamo anche di quelli che invece che lavorano nei ristoranti, negli alberghi, nelle fabbriche, che invece sanno lavorare, si comportano bene, cercano di fare famiglia, perché se cominciamo sempre a vedere quelli che non hanno voglia, facciamo un elenco di quelli che non hanno voglia, chi sono? Fanelli, cosa si può fare? Perché giustamente Mirella, che si chiama come me, dice ma io vedo questo, è il messaggio che passa, no? È quello che colpisce di più. Mi allaccio a quello che diceva lei, a quello che dicevi tu prima Mirella. Serve però un cambio di normativa, perché la vecchia legge Bossi-Fini vuol dire che tu dice che tu puoi stare nel paese solo se hai un lavoro, che non è che è sbagliato di per sé, però io lo posso perdere quel lavoro, e non è che perché magari ho perso quel lavoro e sono qua da un tot di anni devo perdere la possibilità di rinnovare il mio permesso di soggiorno, perché questo mi condanna alla clandestinità. E la stessa cosa del decreto flussi. Io faccio arrivare centinaia di migliaia di persone con i nulla osta, dopo, siccome non c'è controllo, perché non c'è investimento nella pubblica amministrazione, non ci sono organici sufficienti, queste persone entrano regolarmente, ce ne sono migliaia, perché solo il 20% di quelli che arrivano col nulla osta rilasciato a fronte del decreto flussi si trasforma in contratto di lavoro. Tutti gli altri che sono arrivati regolarmente nel nostro paese e che di solito hanno pagato tra i 10 e i 15 mila euro per riuscire ad arrivare qui, non trovano chi li ha fatti arrivare. Queste persone non hanno la capacità e la forza di tornare indietro, sono destinate all'oscurità, perché non possono neanche chiedere un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, eppure li fanno lavorare lo stesso, perché se no la raccolta dei pomodori, la raccolta del radicchio, la raccolta dell'uva non si riuscirebbe a farla. Allora bisogna cambiare le norme, bisogna avere un occhio di riguardo, cioè non un occhio di riguardo, bisogna dire tu hai la possibilità di avere un permesso, quindi di essere regolare e di inserirti cercando lavoro. Se invece sono destinato per le norme che ci sono in questo paese all'irregolarità, non potrò che essere nelle mani di chi mi sfrutta, perché non posso, devo almeno fare i soldi per poter rientrare nel mio paese. Questa gente ha lasciato situazioni drammatiche. Se non cambiamo queste norme, se non investiamo, abbiamo fatto gli investimenti con i fondi europei per andarli a prendere nel paese, per formarli lì, che avessimo fatto una norma per formare quelli che già ci sono. Ci sono Frontex, che è l'agenzia europea per l'immigrazione, è l'agenzia più finanziata d'Europa. L'agenzia più finanziata, sapete cosa servono quegli investimenti? Per respingere, per i fili spinati, per tenerli lontani. Per chi arriva in qualche modo e che potrebbe essere chiaramente, come dice il generale, fare una selezione, investire per capire come sei arrivato, perché sei arrivato, cosa sai fare, ti faccio il corso di italiano. Quei fondi sono stati tagliati negli ultimi 20 anni. Mi mettete la foto del bambino sulla spiaggia, per cortesia? Mamma. Grazie. Allora, io questa foto la faccio vedere spesso, generale, perché penso che dovremmo tutti vergognarci di aver tolto la vita a questa creatura, a queste creature, a queste persone, che con i sistemi che abbiamo, visto che andiamo nella Luna e si vede tutto, siamo indifferenti, superficiali e soprattutto non riusciamo più a capire cosa sta succedendo. Però io quando faccio vedere questa foto, me lo dicono le persone che incontro, la prima cosa qualcuno fa: non voglio vedere, non voglio vedere, non voglio vedere. Non vuol vedere quello che invece capita e capiterà se qualcuno non riuscirà a capire
che questa piccola creatura aveva tutto il diritto di vivere, di diventare grande. Ecco, io spero che la trovino dalla regia, perché è una foto che fa molto riflettere come era vestito questo bambino. Ecco il papà, la mamma, questi genitori che perdono il figlio. Allora io vi leggo quello che mi è arrivato ieri da questo ragazzo che io sto accompagnando. È un ragazzo di colore, africano, ed è una cosa che mi ha tolto il fiato e sto cercando. Ecco, voi guardate quello, adesso io vi faccio leggere, se lo trovo, eccolo qua. Eccolo qua. Allora, questo ragazzo mi scrive che sarebbe questo bambino. Buonasera mamma, perché mi chiamano mamma. Ho il cuore spezzato. Ieri ho perso la mia mamma. La mia vita è finita. Per ora rimarrò in casa finché non sarà sepolta. Ieri è stato un brutto giovedì per me e per la mia famiglia. Io gli scrivo e mi manda la foto di questa mamma che non c'è più. Eccola qua, vedeva anche questa mamma dolce, Africa. La cosa peggiore è che non ho più rivisto mia madre di persona da quando sono partito dall'Africa nel 2015 e l'ho persa senza alcuna speranza di rivederla per il resto della mia vita. Allora capite che quando io vedo questa foto, questi messaggi che non so perché, ma a Mirella arrivano, mi chiamano mamma, perché loro usano così, fanno capire che forse dobbiamo unire le forze in generale, cercare, guardatelo, ma guardatelo, quelli che dicono no, non li vogliamo, guardatelo, vorrei vedere se fosse suo nipote. Anche se, ripeto, cosa dici tu, generale? La cosa non funziona perché non bisognerebbe permettere, nemmeno dare la possibilità a queste persone di non avventurarsi in cose del genere, capito? Perché io dico che, ripeto, l'Africa in modo particolare nei confronti dell'Occidente è in credito, ma in forte credito, per anni, non si spiega, paesi ricchissimi sono poverissimi, quindi sicuramente l'Occidente e quindi bisogna lavorare anche perché il povero bambino, ma ce ne sono decine, centinaia, ma questo è il simbolo, ma perché basta vedere, guarda, io purtroppo poi sono reduce veramente di un viaggio in Terra Santa in Palestina, forse sono stati gli unici. Si vedono cose veramente, quindi in generale le persone non so come fanno ad andare avanti, come fanno? Veramente disoccupazione in territori Betlemme, Nazareth, no, 87-90% di disoccupazione, come fanno ad andare avanti? Come fanno? I coloni che arrivano, che non sono israeliani, non sono ebrei, sono gente che importano dai peggior posti del mondo e quelli vanno lì, arrivano dal palestinese che ha le capre, gli danno un sacco di botte, si prendono le capre e il territorio. E non sono israeliani, però è Israele che lo permette. Guarda che io sono veramente, per carità, tendenzialmente, essendo cristiano sarei più, però vedendo certe cose, rimani vedendo dal vero questi bambini, questi centinaia di bambini, è una roba, bisogna tornare, stiamo perdendo veramente la testa. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto, devo correre perché il tempo è tiranno, è già finito, andiamo a vedere cosa ha detto il sindaco Conte, questa lettera a Piantedosi, migranti, poi lo commentiamo. Chiederò al ministro Piantedosi la possibilità di poterci incontrare per raccontare quanto sta succedendo nei nostri territori, ma soprattutto per trovare insieme delle soluzioni che possano essere condivise e possano mettere i sindaci nella condizione di poter operare nel migliore dei modi. I numeri stanno diventando troppo importanti per qualsiasi forma di organizzazione, quindi si esce addirittura dalla volontà, dalla disponibilità e dal cuore che ognuno di noi può mettere. Qui la situazione rischia di diventare ingestibile. Dopo gli sgomberi, i tavoli in prefettura, le polemiche, Mario Conte tiene il punto e lancia un out-out ai piani alti della politica. Si guarda al Viminale e alle ripercussioni locali di un fenomeno globale, l'immigrazione appunto. Io credo che molto responsabilmente questi flussi vadano fermati, nel senso che noi non possiamo farci carico di un numero così elevato di persone che aumenta di giorno in giorno, che hanno delle esigenze, che hanno delle culture molto diverse dalle nostre
la diversità tra culture genera sicuramente ricchezza, però è altrettanto vero che in questa fase qua i disagi superano l'opportunità. I territori sono saturi, dice il sindaco di Treviso, presidente dell'Anci Veneto. Sullo sfondo le tensioni per la gestione dei migranti sgomberati da Parc dal Negro e dall'area Appiani, parcheggi che, ripete Conte, non sono dormitori. L'ultima scintilla è stata innescata dalle lamentele di un migrante in particolare all'interno del gruppo ospitato ormai da quasi 10 giorni in albergo, e questo grazie alla generosità di 2 imprenditori. Guarda, abbiamo mangiato 3 giorni, oggi è il terzo giorno questo che abbiamo mangiando. Il video di Ali è presto diventato un caso. La stessa Mirella Tuzzato, a cui si erano rivolti i benefattori per trovare degli alloggi, ha parlato di un gesto che rischia di nuocere a tutti. Conte, da parte sua, è tranchant. Se tu vieni qui e rifiuti l'ospitalità, non gradisci l'ospitalità che ti viene generosamente offerta da un imprenditore, credo che tu innanzitutto manchi di rispetto al paese ospitante. La questura dovrebbe prendere in considerazione le loro posizioni per allontanarsi. Penso sia il minimo, insomma, se non ti va bene l'idea di dormire e mangiare a Villa Fiorita, credo che è giusto che tu te ne torni a casa. Allora, generale, come commenta queste parole del sindaco Conte? Ma non si arriva purtroppo a questa realtà, perché poi il sindaco, la persona ormai veramente più bersagliata sono i sindaci, le persone sono i sindaci, quelli che hanno la patata bollente, gli danno tutto, anche responsabilità che non hanno, risorse che non hanno, e il sindaco ormai, d'altronde è il sindaco la persona che il cittadino vede come interlocutore, no? E chiede tutto, ma non può, perché poi viene a gestire delle situazioni che sono ingestibili, perché ditemi se è possibile che dormano tutti si trasferiscono da uno scantinato all'altro, da un'autorimessa all'altra, non è possibile, quindi è chiaro, siamo sempre lì, il controllo, dovete vedere, la forza, come si diceva, se una persona si comporta male, e là non ci sono regole, prenderle e cacciarlo via, perché solo così estirpi il male. Guardate, noi consegniamo a Treviso 400-500 cittadinanze, e io tante le consegno e l'ho consegnate nel passato, soprattutto io. Guardate che persone che hanno fatto un percorso, ma sono veramente ti commuovono, gente che ha fatto un percorso. Ti ringraziano, piangono, arrivano vestiti, manco al matrimonio del re vanno così, perché hanno fatto, e quelli sono, io dissi, questi secondo me sono meglio degli italiani, questi qui proprio sono di valori, gente che arriva al giuramento e lo sa a memoria, il giuramento che bisogna fare per la città lo sa a memoria, ma veramente, tutta gente che lavora, quindi vedete, se hanno la possibilità, se la cosa, ripeto, bisogna... Guardate che non è di sinistra, Giancarlo, no, voglio dirlo perché sai Giancarlo che meglio lo spieghiamo. No, ma io sono socialista, figuriamoci. Che spieghiamo bene. Dice, ma perché tu è vecchio socialismo? Io, perché è il socialismo? Ti dico 2 parole, perché che era il socialismo che è stato fatto fuori purtroppo per politica, il socialismo democratico? È il socialismo per me buono perché è quello che dà le stesse chance a tutti, è solo questo. Sì, ma adesso sei della Lega o sbaglio? No, io sì. No, perché lo diciamo, perché qualcuno a casa può far confusione che te la cambia partito. Lista Conte, no? Lista Conte. Quindi, allora Silvana, come chiudiamo, segretario, perché ormai il tempo è tiranno, devo chiudere. Io capisco quello che dice il sindaco Conte, il tema però è sempre lo stesso. Questo paese aveva un sistema di accoglienza che era l'accoglienza diffusa basata una volta si chiamavano SPRAR, una volta si chiamavano SIPROIMI, adesso non lo so come si chiamano. L'abbiamo smantellato, era un sistema costruito per aiutare le comunità, quindi i comuni, ad affrontare piccoli numeri con risorse per la lingua italiana, per i servizi, per l'accesso alla sanità di queste persone. L'abbiamo smantellato e abbiamo via via creato quei grandi agglomerati, i CAS, i centri di accoglienza straordinari, adesso i CPR, che sono al limite della decenza civile, anzi sono delle indecenze, cosa sta succedendo? Delle indecenze per un paese civile, e poi siamo andati a spendere centinaia di milioni di euro
per fare un centro in un altro paese. Se li davamo ai sindaci quei fondi per gestire le persone che arrivano, forse facevamo un servizio migliore a questo paese. Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella. Buongiorno Lorenza, ciao Lorenza. Ecco, i suoi ospiti, insomma, ecco, io volevo collegarmi col discorso dell'accoglienza. Io purtroppo sto in un contesto che una volta non c'era, che vedo certe scene che addirittura alcuni membri del comune avevano chiesto a questi ragazzi se volevano inserirsi in un ambito, eccetera. Questi hanno detto che chiaramente spacciando droga praticamente guadagnano di più. Allora io mi domando, visto che c'è quella signora, se non mi ricordo il momento perché ho aperto adesso, perché ero andata in ospedale, questi discorsi dell'accoglienza eccetera, non mi pare che ci sia, perché io mi ricordo i miei polizzi quando andarono in Argentina la prima cosa che facevano li espulsavano per vedere se stavano in quarantena. Poi tutti questi italiani che sono andati in Argentina hanno creato l'Argentina, per cui a quei tempi, e parlo del 48, a quei tempi praticamente era zeppe le navi di italiani per andare in Argentina e in America Latina, cioè, e rimanevano in 40 giorni, cioè proprio non uscivano in queste gabbie. Hai capito Mirella? Io sto parlando dell'accoglienza, che l'Italia ce l'ha l'accoglienza, solo che diciamo non è organizzata adeguatamente. Brava Lorenza, hai detto, hai fatto devo chiudere perché non ce la faccio, ho già forato, ma sei stata, deve essere organizzata. Ma io mi domando, ma il mondo del volontariato, ma perché non viene chiamato? Siamo 760 associazioni di volontariato. Io vedo, ma lo dicono loro, dico, sei stata chiamata tu mai? Cioè sono le 3-4, sempre quello, sempre note. Tutto il resto è fuffa. Ma detto, tu stai rompendo le cooperative. Ma come? Le cooperative. Ma come? Tu dici cose che ti rompono, ma non capisci, purtroppo non capiscono. Le cooperative. Allora, come chiudiamo? Silvana Ferrelli, velocissimo, rispondiamo a Lorenza. Che ha ragione lei, non è organizzata, perché se la organizzassimo i numeri che ci sono delle presenze su 5 milioni di Veneto, un 10%, 15 vogliamo metterci di stranieri, non credo sia un problema. Si tratta della volontà politica di organizzarsi e di fare una politica strutturale. Ma tutti quei conventi che ci sono, non abbiamo più frati, più suore, più preti, con queste celle, perché sono anche... e le caserme dismesse che potrebbero... No, ma aiutate anche dal mondo del volontariato. Vogliamo fare un solo esempio di cosa abbiamo fatto col PNRR, che nel Foggiamo abbiamo rifiutato 1 milione di euro, la sindaca di Rovigo ha rifiutato 1 milione di euro del PNRR per creare delle abitazioni, un sistema per accogliere. Sì, ma visto che abbiamo una risposta di emergenza. In Puglia dove sono quelle baraccopoli che sono degne delle favela brasiliane, 37 milioni di euro abbiamo buttato via, 37 milioni di euro, e poi dicono che non ci sono i soldi e che fa comodo tenere queste persone in questa condizione di sfruttamento e sotto il gioco del ricatto. Generale, con quale messaggio ci saluta? No, bisogna essere fermi, perché chi non si comporta inutile poi si va, si parla, vedi che anche tu con la tua buona volontà poi trovi gente che invece è malafede. Uno ne ho trovato. Trovi quelli che rovina tutto, ce ne sono migliaia. No, non ha rovinato tutto, generale, non guardiamo messaggio. Cerca di rovinare, ha incontrato Mirella, ma non sempre si incontra Mirella. Quindi bisogna essere fermi. Certa gente bisogna avere la forza di mandarli via, veramente qualcuno a casa. Sì, mandarli via, perché rovinano tutto, perché allora se la gente non gli si chiede di fare miracoli, comportatevi bene. È vero che ci sono difficoltà, è vero che bisogna sistemarli in qualche modo, però ripeto,
le cose stanno sfuggendo di mano nel piccolo a Treviso, e fortunatamente poi si parla, ma al Treviso tutto sommato pensa cosa sta succedendo a Milano, a Roma, non avete idea. Ma siccome io vivo a Treviso, cerco di vivere bene a Treviso. Brava, bisogna vedere sempre il posto, però la cosa è veramente ingestibile e bisogna correre ai ripari, non si può far finta, al di là dei valori, ripeto, che per me sono quello che deve guidare, i valori bisogna dimenticare che siamo umani, quindi, però detto questo, ragazzi, pugno forte quando serve il pugno forte, come dire, mano, essere leggeri ed essere molto comprensivi quando ci sono i motivi, ma essere forte quando c'è da tutelare i cittadini, vede poi che pensa ai cittadini, giustamente, tu pensa a un cittadino colpito, pensa a un cittadino colpito e dice ma che me frega a me, ma guarda che mi hanno rovinato. E con queste parole ringraziamo Silvana Fanelli, segretaria confederale CGIL Veneto. Grazie Silvana di essere stata con noi, grazie anche al generale Giancarlo Iannicelli. Non abbiamo parlato di Tebo perché tanto lo vediamo tutti i giorni. Ma solo battuta su Jesolo, no? Sì. Si attrezzassero pure a Jesolo, perché sai Mirella cosa succederà domani, ma il turismo deve avere 30 anni a 40 anni. Fra 30-40 anni e pure prima l'inverno durerà un mese circa, quindi sarà bella stagione, sarà molto più lungo. E chi troviamo nelle cucine? E chi troviamo negli alberghi? Ma no, perché fanno bambini, per toccare un problema importante dei bambini. Senza bambini, signori, la nostra... moriamo tutti, facciamo come di civiltà, tradizioni. Sì, ma è quello, se fanno bambini. Grazie ai miei ospiti, grazie pubblicità. Quello che non cerca nemici ma amici con questa meraviglia che abbiamo a Padova, che è l'orto botanico, è il professor Lucio Montecchio, docente di patologia vegetale all'Università di Padova. Perché dico questo? Perché abbiamo una delle meraviglie, poi vedremo anche il servizio, ecco, come si può staccare la spina, rilassarsi, ecco, anche in queste realtà bellissime che è l'orto botanico di Padova. Prego professore, cosa ci racconta? Cosa ci racconto? Beh, intanto la saluto Mirella, perché grazie. Tutte le volte in cui vengo in trasmissione da lei è sempre un salto nel buio e quindi questa cosa non era preparata. E cosa le racconto? Le racconto che l'orto botanico di Padova è l'orto botanico, è la collezione, perché dire orto sembra che sia solo l'insalata e le carote. È una collezione botanica, è la più antica al mondo. Pensate. Fondato, o meglio inaugurato nel 1545. Ed è tuttora nella sua sede originaria, con tutta la sua architettura originaria, con tutte le parcelle divise in trachite, che è la pietra tipica dei Colli Euganei, lì rappresentare che non si fa solo la storia, ma si fa anche lo studio. L'orto botanico è tuttora un laboratorio a cielo aperto per tutti i ricercatori dell'università, oltre chiaramente per le visite di chi vuole visitarlo. E quindi sì, sono molto orgoglioso di far parte del comitato tecnico e scientifico dell'orto, anche perché oramai da molti anni ci sono queste aperture, come ad esempio la rassegna Risvegli che si è appena conclusa e che continueranno per tutta la stagione fino all'autunno inoltrato, per proprio a far sapere, semplicemente e banalmente anche, per far sapere che esistono questi gioielli che molte persone sottovalutano. Allora magari adesso che iniziano le belle giornate, che la benzina e il gasolio hanno un loro costo, far sapere anche che esistono questi luoghi appena sotto casa. Molto spesso c'è la fermata dell'autobus, molte persone vanno a visitare la Basilica di Sant'Antonio, meravigliosa, ma ignorano il fatto che a 200 metri c'è l'orto botanico di Padova, che è compreso fra la Basilica di Sant'Antonio e il Prato della Valle, no? Proprio là. E quindi quando c'è qualche manifestazione vale sempre la pena, ci sono visite guidate per chi lo vuol fare, è veramente molto molto bello, davvero. Senta professor Montecchio, lei insegna all'università, questa docente di patologia vegetale, come vede questi ragazzi con l'ambiente? Perché io dico quasi tutte le mattine che quando vedo le proteste per l'ambiente sono tutti giovani, sono giovani che vogliono migliorare la qualità della loro vita, del loro futuro, e l'ambiente è fondamentale. Come vede questi giovani? Perché io sarei anche stanca di sentire che non hanno voglia di fare niente, ecco, che stanno solo a fare la movida. Ecco, che giovani invece lei vede anche come insegnamento nell'università? Ma vede, io
Spesso dico che tutti gli anni invecchio di un anno, ma ho studenti che hanno sempre la stessa età. Quindi, siccome oramai insegno da 35 anni, ho un mio spettro statistico e credo molto, assolutamente molto, nelle iniziative di questi ragazzi giovani, intendendo giovani fino ai 30-35 anni per intenderci, no? Io appartengo a quella generazione in cui dicevamo che avremmo fatto, avevamo il no nuke, no, il sole che ride attaccato alla Vespetta, non so se lei si ricorda, ecco, e poi abbiamo fatto anche pochino il panda, avevamo l'uccello, il logo della Lipu attaccato in giro, ma onestamente abbiamo fatto poco, ascoltavamo Bob Dylan, leggevamo Muir, ma sono anche grazie al fatto che hanno una grande capacità questi ragazzi giovani dai 15-16 anni, da quando realizzano il fatto che l'ambiente, realizzano una cosa importante, che noi siamo parte dell'ambiente. Questa è la vera differenza, secondo me. Cioè, fino a 15 anni fa noi pensavamo che l'ambiente fosse là, fosse opportuno disturbarlo il meno possibile perché ci sarebbe stato utile. Adesso io sono abbastanza convinto che i nostri ragazzi, poi c'è da dire che io insegno alla facoltà di scienze forestali, o meglio nel corso di laurea di scienze forestali, e forse è una platea particolare, ma forse no. Adesso c'è una chiara convinzione che noi siamo parte dell'ambiente. Non si tratta di rispettare l'ambiente, si tratta di rispettare noi stessi, no? Quando si dice piantiamo alberi, non si tratta di piantare alberi perché gli alberi ci danno il legno per fare questa tavola, e certamente ci danno anche il legno di fare questa tavola, o perché incamerano l'anidride carbonica, ma si tratta di piantare alberi perché noi siamo l'ambiente, e se volessimo dare un'interpretazione così iconica dell'ambiente, uno disegnerebbe un albero, no? Oppure un pesce, ecco, per intenderci, se si parlasse di acque e di oceani. Quindi sì, assolutamente sono pienamente convinto che anche grazie a questa indiscutibile abilità nel maneggiare queste piattaforme social, questi contatti immediati fra ragazzi che magari neanche si conoscono fisicamente, ma si ritrovano nelle piazze non a protestare. Ecco, un'altra differenza che io penso di aver notato tra metà degli anni '80, quando io facevo quelle cose lì e giravano i lacrimogeni, non so se si ricorda, cioè era visto veramente male questo. E oggi è la capacità di arrivare in queste piazze o in queste manifestazioni con serenità e gioia di farlo. Prima lo si faceva quasi di nascosto, no? Con la gioia di farlo e di testimoniare che non si può andare avanti così e che farlo per i nostri figli sarà troppo tardi, e quindi va fatto oggi, immediatamente, subito. E i genitori credo che avrebbero molto da imparare dai figli, se devo essere proprio sincero, e per dirla in modo così anche provocatorio. Senta, professor Montecchio, questo Risvegli che ha avuto un successo, vediamo se riusciamo a trovare il servizio enorme di persone, una fila enorme per vedere questo orto botanico. Questo vuol dire che un po' alla volta, un passetto alla volta, si riesce a capire l'importanza di visitare queste meraviglie che abbiamo, perché anche la nostra storia, lei l'ha detto, è una storia più antica che possa esserci, perciò la storia un po' alla volta, se tu la spieghi, la insegni e fai capire il valore della storia, perché conoscere il valore della storia vuol dire emozionarsi. Io penso che quando le persone entrano in questa meraviglia ecco che arriva l'emozione. O sbaglio, professore? No, è così, però vedi Mirella, è una questione, secondo me, è un fenomeno culturale. E quindi adesso cosa succede, ad esempio, nella rassegna che si è appena conclusa, ma un sacco di altre iniziative ci saranno, come dicevo, e cioè, tutti gli anni, oramai da anni, quindi non è che sia persa l'occasione. Ci sono mostre temporanee, mostre permanenti, c'è un museo meraviglioso da visitare, quindi anche in un caso di pioggia fortuita. Sono cambiati i punti di vista, quindi adesso abbiamo un sacco di ragazzi e abbiamo anche quelle persone un pochino più vecchie dei ragazzi, che sono dei genitori che hanno bambini e vanno coi bambini. Quindi diciamo che negli ultimi 10-15 anni le persone più pigre o che avevano un punto di vista diverso, che oramai non hanno più voglia di andarci, non l'avevano mai considerato e forse mai ci andranno, chi lo sa, spero proprio che invece trovino il tempo di farlo. Adesso abbiamo dei genitori che hanno 40-45 anni che colgono l'occasione per andarci anche coi bambini, no? E i bambini hanno questo punto di vista, questa
curiosità senza filtri, no? Hanno il tempo di fermarsi a osservare. Sono come una spugna, assorbono. I genitori assorbono dai figli, questo Avete è il punto. capito? I genitori assorbono dai figli, e questa è la rivoluzione. La no? rivoluzione. Perché il figlio è molto più curioso, soprattutto se non è coperto da queste sovrastrutture o dall'ansia di andare assolutamente a Eraclea al mare esattamente quel giorno lì, tanto c'è traffico, cosa ci andate a fare? No? La coda C'è la coda, il traffico, un aperitivo costa quanto il biglietto d'ingresso, quindi fate entrambi, ecco, per intendersi, non voglio discriminare, però si può fare questo e quello. Si può fare questo e Senta, quello professor in modo Montecchio, diverso, anche con amici diversi. A Verona c'è una casa molto bella, antica, che è stata restaurata da un mecenate di una volta, dove ha lasciato il segno, che c'è questa scritta: conserva. Conserva questo patrimonio che ho restaurato e ti ho lasciato. Quanto importante è per gli amministratori capire i lasciti che ci sono stati, conservare questi lasciti, perché mi sembra invece che qui si stanno svendendo il paese, qui si vende tutto al miglior offerente, vendiamo le isole, vendiamo i palazzi, le ville. Invece conserva, cosa vuol dire secondo lei, professore, per un amministratore questa parola? A volte questa è una parola che non viene considerata proprio, se devo essere sincero. Purtroppo anche e soprattutto nelle parti periferiche delle città. Io mi sto sempre più rendendo conto che città anche grosse, mano a mano che lei percorre da un centro storico di una qualsiasi città, anche non italiana, di qualsiasi città, l'attenzione per il conserva, per il proteggi, per lascia un segno del fatto che hai fatto del tuo meglio, sfuma via via che ci si sposta verso le periferie, no? E quindi non sto parlando necessariamente di buche sulle strade, ma sto parlando proprio di attenzione a un territorio là dove l'attenzione c'è già stata a lungo e probabilmente il bacino elettorale è più favorevole a quell'amministrazione, quella che vive in un centro storico. Io questo non lo so, onestamente mi piacerebbe anche saperlo, ma mano a mano che ci si sposta verso le periferie, poi questi paesi, oramai paesotti che vengono inglobati gradualmente, no? L'attenzione conserva. Lei ha fatto caso al fatto che oramai le ultime case moderne, i condomini moderni sono dei magazzini. Sono dei cubi. Ci abbiamo, secondo me, così incamerato con facilità il fatto che la forma del capannone può essere anche la forma del dove abitare, no? E dopo è chiaro che i volumi vengono sfruttati meglio, che sopra ci puoi mettere il fotovoltaico, però ci stiamo abituando al fatto che la conservazione e la protezione si fanno solo se ci sono finanziamenti esterni, comunitari, allora magari Infatti, ci si inventa un progetto di conservazione. Che questa cosa l'ho detto a un impresario edile che ho avuto ospite: ma perché fate i cubi? Sono orribili, io non li sopporto, non mi piacciono, ma lo dico. Cioè, una volta c'era un'armonia anche nell'estetica. Lui mi ha risposto: ma è per sicurezza. Perché adesso la prima parola è sicurezza di questi condomini. Lei come la vede la storia? Che la sicurezza è assolutamente fondamentale, però per il nostro bel vivere, che abbiamo avuto la fortuna di nascere qui esattamente in questi anni e di goderne e avere a casa sia la lavatrice che le lavastoviglie, un televisore in soggiorno, uno in camera da letto, oltre alla sicurezza sarebbe anche il caso di pensare alla bellezza. E cosa ne pensa di questi condomini, questi boschi verticali che si stanno... Ecco, mi farebbe molto piacere che lei, perché c'è questa tendenza adesso, molto verde, non si vede neanche più il palazzo, si vede solo il verde. Lei cosa ne pensa, professore? Mirella, lei mi fa queste domande provocatorie così in diretta, io non mi posso sottrarre perché tanto oramai ci conosciamo da qualche tempo. C'è bisogno di verde. C'è bisogno di verde, però come ho avuto modo di dire anche in contesti che mi hanno attirato anche qualche risposta negativa, il verde urbano non è una sfumatura di colore. Presto si fa presto a dire verde urbano, no? Un po' come dire rosso bordeaux, o come dire fumo di Londra, o come dire... Le gradazioni del colore. Ma non è su una scala Pantone il verde urbano. Il verde urbano è una cosa che noi abbiamo dimenticato, siamo abituati oramai con leggerezza, come se fosse normale, a vivere
sovrapposti, no? Un appartamento sopra l'altro, 7, 8, 10, 12 piani, diamo per scontato che la vita debba essere questa. Ci sono persone che passano la loro vita, o buona parte della loro vita, a un 7° piano, scendono per fare la spesa, tornano su, sottovalutando, che so io, il fatto che l'ascensore si possa rompere, no? Dopo una certa età. E quindi ci stiamo costruendo un verde a nostra immagine e somiglianza che non ha nulla a che vedere con il verde naturale, che invece va visto con una visione di lungo periodo. Lamentiamo del fatto che non abbiamo spazi verdi, che gli ecosistemi naturali sono sempre più erosi dall'espansione delle città, dopo l'espansione delle città da quello che c'è appena fuori in periferia, che sono le zone artigianali, industriali, poi l'agricoltura che preme su per le colline, giusto? E non cerchiamo di mettere un freno a tutto questo, no? Cioè, lei parlava di conserva. Dov'è questa conserva? Che oramai i boschi, se vogliamo boschi, dobbiamo andare in montagna, senz'altro, e non dappertutto. E qui era tutto bosco fino al mare. Senta, no? Professore, cosa ne pensa invece del tram? Io ricevo molte telefonate dove dicono non serviva fare questo mezzo di trasporto, hanno tagliato tantissimi alberi, Padova è diventata invivibile, sono tutti cantieri, non respiriamo più. Cosa ne pensa, professore? Allora, che negli ultimi mesi sia assolutamente difficile muoversi è un dato di fatto. Io credo molto nel trasporto pubblico e credo che sia prematuro per dire se sarà o non sarà utile il tram. È fuori di dubbio che sono stati, non direi tagliati, ma sacrificati, cioè userei un termine un pochino più pesante, alberi, ma non solo alberi, spazi, semplicemente spazi. E spero davvero che ci sia una compensazione adeguata, che non sia semplicemente un calcolo numerico, un albero contro un albero, perché tagliare un albero grande non è come piantarne uno piccolo. E a volte nella fretta si fanno anche cose di questo tipo. Onestamente non sono informato su quello che sarà l'organizzazione del verde a compensazione di questa opera, però sa opere che ancora una volta soddisfano la nostra necessità immediata, e senza pensare con lungimiranza a quello che potrà essere in un futuro. Ce ne sono così tante. Io ultimamente ho avuto modo anche di dire: abbiamo bisogno di verde, abbiamo bisogno di alberi, di ecosistemi, di laghetti, di uccelli, di uno spazio dove sedersi sull'erba a leggere un libro. Cioè non dobbiamo immaginare semplicemente che abbiamo bisogno di alberi in assoluto, abbiamo bisogno di bellezza, no? E questa bellezza sembra che sia impossibile trovarla. È noto che noi in Italia abbiamo 3,5 milioni di ettari di terreno agrario improduttivo, cioè che non conviene coltivarlo. Allora facciamo una cosa, visto che lei di sua indole è una provocatrice, chiamiamo all'appello la possibilità di fare un esproprio per pubblica utilità. Si fanno espropri per pubblica utilità dove l'utilità del pubblico non sempre è così importante da giustificare quell'azione, giusto? Se noi riteniamo che il pubblico trovi utilità nell'avere verde un prato, non sto parlando di un bosco. Quello che avevamo noi una volta, sì, no? I prati, sono i boschi. spariti tutti quei boschettini di quartiere dove i bambini imparavano ad arrampicare, vabbè, che dopo verrà fuori il problema della sicurezza. C'era poca obesità una volta e si muoveva molto di più. Troviamo degli accordi coi privati, ma proprio di lunghissimo periodo, di 300-400 anni, e quindi è chiaro che non sto parlando di un affitto. Facciamo proprio l'esproprio per pubblica utilità, diciamo che è utile l'ambiente, e allora è almeno utile quanto un cavalcavia? Certo. E allora facciamola sta cosa, è previsto, troviamo la forza di farlo. Anche perché, professore, abbiamo una popolazione diversamente giovane, questa è la verità, bambini pochi, cioè se non cerchiamo anche di capire quale sarà il futuro di queste realtà non andremo da nessuna parte, perché se continuiamo a pensare a un futuro dove si volerà, si prenderà più la strada, la macchina, ma si volerà, proprio sarà finita. E soprattutto l'importanza, ad esempio, dei porti. Noi abbiamo questa Italia meravigliosa circondata da porti, ma sempre su gomma, tutto su gomma, il tram su gomma, ma se c'è l'elettrico. Non so, la metropolitana l'hanno fatta a Napoli,
Cioè noi non siamo riusciti a fare niente, la famosa Patreve che ancora giace là. Cioè non c'è che forse manca la competenza da parte della politica nel momento giusto, al posto giusto, e siamo ancora qui a parlare con progetti delle volte veramente quelli validi nel cassetto, quelli improponibili e realizzati? Ma vede, non credo che manchi la competenza. Intanto non dimentichiamo che le amministrazioni le eleggiamo noi. Quindi a volte è anche facile, però c'è una maggioranza che elegge un'amministrazione, no? E quindi io che credo fortemente nella democrazia mi può anche andare bene. Il fatto è che intanto eleggiamo il meno peggio, no? È inutile dircelo, cioè credo che non sia offensivo per nessuno, cioè l'ideale non esiste, se non da qualche parte. Ma ci manca la pazienza, perché la promessa elettorale viene fatta e si deve subito concretizzare. Se no perdi elettorato. Quindi posso anche capirlo che un politico si comporti così, ma dovrebbe essere il cittadino che ha in mano la matita e che deve mettere la X a porsi il problema. E noi stiamo perdendo un sacco di opportunità legate alla fretta di aprire un cantiere, chiuderlo prima che inizi l'estate, no? Tipo, la burocrazia. La burocrazia. Abbiamo un sacco di problemi che ci inventiamo noi perché sono dei finti problemi se ci pensiamo, no? O no? Cioè, pensiamo proprio invece, proviamo a immaginare con lungimiranza queste cose, allora puoi pianificare una città intera volendo, a parte il fatto che adesso non c'è più spazio, tant'è che come si diceva si fanno i boschi verticali o i grattacieli, però manca proprio il desiderio e il piacere di quel sabato del villaggio, no? Facciamo questa cosa, la pensiamo assieme, ci troviamo fra amministratori e cittadini, poi cari cittadini io vi dico quello che abbiamo già deciso, ma vi spieghiamo il perché. Esatto. Per esempio, no? E questi sono tutti passi che probabilmente, siccome non credo che ci siano amministratori stupidi, ce ne sono più illuminati di altri, ma di stupidi non ce ne sono, perché sennò non passerebbero il filtro elettorale banalmente. È che noi stiamo dietro sempre a questa fretta, ci promettono che ci tolgono 20 centesimi di costo per litro della benzina e già ci sembra il regalo più grande del mondo, senza chiederci il perché, il per come. Allora sai, molto spesso certe azioni si basano anche su contributi pubblici non locali, quindi si fa per non perdere i soldi. E quindi è questo il nostro vivere. Opero male, ma il fatto è che ci siamo abituati tutti noi a questo, no? Tutti noi ci siamo abituati a questo. E come ne usciamo? Riconquistandoci del tempo, che significa anche farne qualcosa di quel tempo. E quel tempo, secondo me, almeno una metà dovrebbe essere fatto fuori casa, e allora sì ti accorgi di cosa ti manca, no? Perché socializzare, che non significa necessariamente bere più di un certo numero di aperitivi, ma significa anche avere il tempo di fare una passeggiata, mettere un libro sotto il braccio e andare all'ombra di un albero. Di un bell'albero magari. Ma perché no? Cioè, è il tempo che ci manca e noi ci siamo lasciati prendere da una fretta, ormai siamo su una discesa e continuiamo a rotolare sempre più veloce, no? Ringraziamo veramente il professor Lucio Montecchio, docente di patologia vegetale all'Università di Padova. Grazie professore di essere stato veramente con noi. Spero che questo orto botanico sia visitato sempre di più, perché è una delle meraviglie che abbiamo. Perciò fate una bella passeggiata, fate una bella gita e andate a visitarlo. Vi aspettiamo numerosi, non c'è un orario limite. Voi entrate quando volete, chiaramente sapete che dovete uscire, ma entro sera. Quindi potete anche passare dentro una giornata volendo. Pensate che bello. Grazie professor Montecchio, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, oggi siamo nella prima periferia di Treviso e siamo a casa di Michela. Michela è una giovane donna, una mamma, ha una bambina di 7 anni con dei grossi problemi. Michela ha bisogno di essere aiutata perché non ce la fa, i problemi sono tanti, le spese sono tante. Cosa vuoi dire, Michela? Io ho problemi economici forti e sono disoccupata perché la bambina ha anche un problema e quindi non posso impegnarmi totalmente nel lavoro come tutte le persone, come facevo una volta. Quindi lei va seguita 24 ore al giorno. Poi in altre 2 ragazze che sono più grandi vanno a scuola, le spese sono sempre tante
e non si riesce più di tanto ad andare avanti, quindi i problemi sono tanti, le spese sono tante. Quanto ti ha aiutato e ti aiuta il Banco Solidale? Perché tu vieni, sei sempre molto discreta, non chiedi mai niente. Delle volte siamo noi volontari che ci avviciniamo e ti chiediamo: Michela, hai bisogno di qualcosa in più? Perché ecco, è proprio tua riservatezza. Sì, è vero, sono riservata, un po' mi vergogno perché sono una persona che non vorrebbe chiedere mai. Vorrei fare tutto da sola, ma mi rendo conto che non ce la faccio. Quindi il Banco Solidale mi ha aiutato tantissimo, a me e alla mia famiglia, con la spesa e non solo col cibo, perché ci sono anche tante cose da vestire che ho potuto trovare per la casa. Quindi mi sta aiutando tanto a me e le mie ragazze. Ascolta Michela, tu hai questo problema con questa bambina, giustamente dici io devo seguirla 24 ore su 24, non può essere lasciata sola, ma ti sei rivolta ai servizi sociali, ai comuni, all'assessore, al sindaco. Le risposte quali sono, Michela, per una situazione come la tua, che è una situazione importante? Mi sono rivolta sì, all'assistente sociale e più di tanto aiuti per la bimba adesso non ne vedo. Lei è seguita a Treviso da un'altra parte per fare della terapia e in qualche maniera comunque mi sta aiutando. Però ho bisogno di più aiuto perché così è poco, per me è poco. Le altre ragazze quanti anni hanno, Michela? La grande ha 17 anni e l'altra ne fa 14 il prossimo mese. Perciò portare avanti una famiglia da sola, disoccupata, perché tu sei separata, giusto Michela? Divorziata e perciò hai questo problema che come capite le spese sono veramente tante. Questo reddito di cittadinanza che tanti dicono ma non è giusto, ma a te quanto farebbe comodo? Tantissimo, nella mia situazione tantissimo, perché con tutte le spese che ho probabilmente riesco un attimo a far fronte a queste spese che sono, come ho detto prima, tante e quindi anche le ragazze crescono, la piccola cresce perché ha 5 anni, quindi è molto veloce nella crescita, ha sempre bisogno di vestire e quindi per me è molto importante, molto. Allora Michela, sai cosa facciamo? La borsa non te l'ho portata perché sei venuta mercoledì, perciò era assurdo che io ti portassi la borsa, però ti ho portato una cosa importante che grazie alla grande famiglia riesco a dare anche questa settimana. Questo Michela è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, qualcosa servirà per farti respirare, cara. Perché io so quanto bisogno hai tu di respirare, quante sono le spese, specialmente con 3 ragazzi, cioè una bambina e 2 ragazze, ormai sono 2 ragazzi, perciò spero che questo ti aiuti a respirare un po' di più e magari arrivare mercoledì prossimo al nostro Banco Solidale con un bel sorriso. Cosa dici? Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Senz'altro, vi ringrazio a tutti, grazie di cuore e sono emozionata. Grazie, tante grazie. E anch'io dico grazie. E adesso posso dare un bacio alla bimba? Adesso vado a dare un bacione a questa bellissima, perché lei è bellissima bimba. Avevo una encefalite erpetica, ok? E seria il virus dell'herpes, quel che abbiamo qua da neonata. E l'ha incontrata, non so se a contatto con me dentro la pancia e ha rischiato di morirmi per la seconda volta perché avevo portato in ospedale con una crisi epilettica, ok? 40 di febbre, stavo entrando in coma, ho fatto 1 mese di ospedale. Allora vuole un giocattolo, io so cosa, allora mercoledì porterai a casa questo giocattolo alla tua bellissima bambina, i tuoi occhi si emozionano. Sì. Quanto bene vuoi a ste ragazze? Sono la mia vita. Sì. La mia vita.